non vi svegliate con queste trombe al mattino che questo grande maestro, professore di musica Giovanni Velo mi ha mandato, non vi sveglierete più. Cercate di svegliarvi, guardate che è un momento molto importante per noi tutti, perciò vi prego, capite l'importanza di esserci e di agire, soprattutto di partecipare. Guardate che sarà fondamentale. Non venite poi a lamentarvi che non va bene qua, che non va bene là, ognuno dobbiamo fare il nostro dovere. Avete capito bene? Si chiama Sveglia Veneti. Allora, ringrazio tantissimo i miei ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Francesco Giovinazzo, direttore area chirurgica San Camillo a Treviso. Grazie, dottor Giovinazzo. Grazie Mirella, come qui. sempre un privilegio poter essere vostro ospite. Saluto anche, adesso vi porto a Verbania, il professor già emerito di neurologia Giorgio Sandrini. Grazie professor Sandrini di essere qui anche lei, perché veramente è un momento molto difficile. Noi abbiamo bisogno di ascoltare le brave persone, quelle che hanno studiato, che sanno quando parlano quello che dicono, che danno dei numeri corretti, perché i numeri sono fondamentali. Proviamo a vedere chi li dà, perché sennò poi noi diamo i numeri e non capiamo più niente. Questa mattina vogliamo capire, parleremo di salute, parleremo di sanità e soprattutto cosa si può fare per soprattutto cercare di aiutare queste famiglie che hanno queste persone con problemi veramente mentali, purtroppo, e non sanno gestirsi, ci sono le strutture adatte o ce ne sono poche, anche la lista d'attesa per entrare. Questa mamma che chiede aiuto per questo figlio non sa più cosa fare, lui è buono, ma purtroppo il percorso che abbiamo fatto fino adesso non ha portato a risultati, lui dovrebbe essere curato. Allora io inizierei proprio da lei, professor Sandrini. Cosa vuol dire essere curati? Capire che queste persone non possono vivere una quotidianità se non prendono i farmaci giusti, se non fanno le terapie giuste, perché diventano un problema per la famiglia ma anche per tutta la società. Cosa vuole dire, professor Sandrini? Sì, è un problema di grandissima rilevanza che è anche difficile da affrontare. Bisogna considerare che si deve trovare un equilibrio ovviamente tra quelle che sono le esigenze di garantire un'assistenza, anche una tutela di quelli che sono detti i cosiddetti caregiver, cioè i familiari che assistono il paziente, la società, perché ci sono nel corso di questi episodi psicotici anche dei rischi di possibili lesioni a se stessi o agli altri. Dicevo, un equilibrio tra questa esigenza e l'esigenza di garantire la massima libertà e assistenza continuativa in un regime che non sia costrittivo come era quello dei vecchi manicomi. Ecco, Basaglia ha rappresentato una pietra miliare, è stata la sua riforma imitata anche all'estero, perché ha sostanzialmente abolito, se non per particolari situazioni, i manicomi, che erano dei veri e propri lager in molti casi. La legge e le successive leggi che sono state fatte ad integrazione prevedevano in realtà anche la creazione di alcune comunità protette che sono state molto parzialmente attuate, e questo ovviamente fa sì che spesso i malati che hanno problemi di mente siano in una condizione per cui l'assistenza non si riesce a garantirla in maniera efficiente. Gestire a volte ambulatoriamente questi pazienti è difficile, quindi è necessaria magari una fase di breve ricovero. Esistono ovviamente le guardie psichiatriche dove vengono portate le emergenze con delle serie di provvedimenti che cautelano il paziente, ovviamente da un punto di vista anche legale e legislativo, che però possono ovviamente gestire proprio la fase acutissima. Appena il paziente viene scaricato da questa fase acutissima, spesso i pazienti hanno difficoltà a trovare una continuità assistenziale che sarebbe invece fondamentale.
Questo è un po' il quadro generale, poi possiamo entrare magari in alcuni dettagli specifici su sue domande. Grazie professore, è stato anche molto chiaro quello che ha detto, manca qualcosa, è come la storia delle panchine o i numeri, bisogna avere il dopo, però io ho la panchina ma devo trovare cosa mi offre il dopo la panchina quando vedo quella panchina che non c'è. Come dice lei, io sono curato, ma dopo quando ritorno a casa ho bisogno di assistenza, di persone preparate che mi seguono. Ecco, dottor Giovinazzo, lei cosa vede? Ecco, tutti siamo in lista d'attesa, ecco, per qualcosa non c'è niente da fare, ma soprattutto la cura della persona io penso che sia fondamentale. Questi diversamente giovani che ormai li intervistiamo anche noi a 90, a 100 anni, che sono ancora vivi, che superano delle operazioni incredibili, chi mai avrebbe pensato fino a poco tempo fa. Invece grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia fate dei miracoli nel vero senso della parola, perché li operate e dal pomeriggio sono già seduti o in carrozzino in piedi, ma non è più come una volta. Ecco, questo fisico così forte anche, sembrano fragili ma sono di una forza incredibile. Ecco, cosa ci dice anche in base a quello che ha detto il professor Sandrini? Prego, dottor Giovinazzo. Sì, diciamo che oggi io faccio nel mio ospedale, nella mia unità operativa, faccio interventi di chirurgia oncologica maggiore e anche di chirurgia chiaramente benigna in pazienti che sono molto anziani. Diciamo che è cambiata un po' l'epidemiologia, no? Una volta si vedevano tanti pazienti giovani affetti da questo tipo di malattie, invece oggi ne vediamo sempre più anziani. E vediamo i grandi anziani, cioè le persone che hanno più di 80 anni, persone che arrivano agli 80 anni e che per una storia naturale sviluppano un determinato tipo di patologia. Noi li operiamo e devo dire vanno bene, però qual è il segreto per far andare bene un grande anziano? Il segreto è prima di tutto riconoscere nel malato una persona e quindi andare incontro a quelli che sono i suoi bisogni generali. Il professore parlava di problematiche neurologiche, ad esempio uno dei problemi principali che un grande anziano può avere dopo l'intervento chirurgico è il delirio post-operatorio. Ebbene, noi siamo riusciti ad azzerare questo tipo di complicanza. Come? Permettendo alla famiglia di assistere il malato durante la notte, quindi ricreando delle condizioni che sono a lui molto vicine e quindi permettendogli di vivere questa esperienza, che sicuramente è un'esperienza strana perché si trova in un ospedale con tanti tubi, con delle flebo, con dei liquidi che lo potrebbero scompensare. La sola presenza di un familiare, che può essere la moglie o il figlio, gli permette di passare la notte in modo tranquillo e io sono convinto che questo lo aiuta anche una ripresa precoce. Noi operiamo persone di 85 anni anche per interventi di chirurgia maggiore, fattispecie per esempio la chirurgia colorettale, e vanno a casa dopo 3-5 giorni completamente riprese. Quindi diciamo che sono d'accordo col professore che noi dobbiamo garantire l'assistenza e la tutela. Come si fa a garantire assistenza e tutela? Attraverso un'alleanza che è di noi medici con la società civile, con le famiglie degli anziani e con tutti gli operatori del settore, incluso eventualmente il volontariato. E fa bene a ricordarlo perché è quello che mette le toppe dappertutto, ecco, con delle possibilità enormi. Peccato che nel mondo del volontariato, questo lo dico io naturalmente, sia entrata in gran parte la politica. Se vi dico cosa è successo ieri, poi ve lo racconterò. Voi sapete che io vi racconto tutto, in parte ve l'avevo anche già detto, forse non ci siamo proprio. Siamo molto divisi, cominciano a uscire i re, le regine, i principini, invece il mondo del volontariato è fatto delle persone proprio di buona fede che cercano di dare il loro tempo che hanno per aiutare la società. Questo è il mondo del volontariato. Invece hanno fatto un minestrone, guardate, e cosa vedremo in futuro se qualcuno non porrà rimedio. Allora, professor Sandrini, però è anche vero che voi avete le idee chiare,
su quello che si potrebbe fare, che c'è la possibilità di farlo, e l'ha detto anche il dottor Giovinazzo, nel senso unire le forze, fare squadra. È come quell'ingegnere idraulico che ha detto quando cerchiamo di risolvere un problema veramente urgente e grave, noi dobbiamo fare un tavolo con tante persone di qualità e di esperienza, perché più idee e confronti poi si può trovare quella via giusta per iniziare a guarire in tutti i sensi. Ma si fa questo, professor Sandrino? Ad esempio la neurologia cos'è? Io mi ricordo che una volta si diceva ti mando al neuro. Ecco, non si dice al manico, te vai al neuro. Ecco, vogliamo spiegare invece l'importanza della neurologia? Prego, professor Sandrini. Dunque sì, lei ha toccato un punto molto importante. C'è stata una vera e propria rivoluzione negli ultimi 50 anni che io ho vissuto personalmente, dal momento che quando ho iniziato a frequentare la clinica dove mi sono laureato, specializzato e poi sono diventato professore. La clinica si chiamava delle malattie nervose e mentali perché c'erano dei reparti psichiatrici e dei reparti neurologici. Nella mia mente sono tanti ricordi anche di guardie mediche con emergenze di tipo psichiatrico a cui ho fatto un cenno indiretto nel mio primo intervento. Il problema è che molto giustamente vi è stata una separazione tra i due campi, perché la medicina moderna è sempre più orientata verso una ultraspecializzazione. Per dare un'idea, nell'istituto dove io ho lavorato fino al 2018, l'Istituto Mondino di Pavia, istituto neurologico, esistono dei reparti dedicati solo alla sclerosi multipla, solo al morbo di Parkinson, solo allo stroke e via dicendo. Quindi la nostra è una clinica molto grossa, quindi ha molti posti letto. Che cosa sta a indicare? Che c'è una super specializzazione, addirittura nell'ambito di una specialità vi sono dei medici, degli specialisti che si occupano in particolare di una malattia. Questo perché il numero di informazioni che escono ogni giorno sulle riviste scientifiche è talmente elevato che sarebbe impossibile per anche uno specialista avere un quadro globale. Deve ovviamente averlo, perché del neurologo al cosiddetto primo livello arriva un paziente che può avere qualsiasi tipo di problema neurologico, a volte anche psichiatrico. Noi sappiamo che c'è un certo stigma, pregiudizio verso la malattia psichiatrica, per cui molti pazienti preferiscono rivolgersi al neurologo, che è una figura in qualche maniera meno esponente allo stigma, cioè al pregiudizio popolare. E noi poi spesso, almeno quando io lavoravo, poi se identificavo dei problemi psichiatrici indirizzavo ovviamente allo psichiatra, perché ognuno deve fare il proprio mestiere. E questo dice quanto sia complessa la medicina oggi. Ed è fondamentale quello che accennava prima il collega, creare una rete di cooperazione che comprenda ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche tutta una serie di altre strutture, persone che sono coinvolte in maniera molto importante. In primis ovviamente al centro di questi collegamenti deve esserci il paziente. La medicina è fatta per il paziente, quindi tutto deve ruotare intorno al paziente. E questo ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, perché le risorse che devono essere investite sono enormi. L'Italia, pur con i suoi limiti economici, è uno dei paesi anche più avanzati, ma c'è tanto lavoro ancora da fare. Sappiamo che le voci nel bilancio delle regioni, le voci che riguardano la spesa sanitaria, sono sempre al primo posto e spesso staccando nettamente le altre voci. Quindi il problema è molto importante. Possiamo poi chiarire alcuni altri specifici problemi
aspetti successivamente. Perfetto, poi ritorneremo. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, cara Mirella, ti devo dire che finché ci sei dottori queste idee qua, va bene, sto tranquillo, perché sentito medici, due scienziati della medicina, che hanno una certa età e che parlano in questa maniera, dice ancora Dio anda in cerca di scoprire segreti per aiutare i pazienti. Ed è favoloso, dice, degne persone, i medici, tutti i medici, mi soffriscono dell'ospedale, va bene? E quello che vuole di assistenza da professori, infermieri, inservienti, tutti quanti, ti senti a casa tua. Quello che deve sbagliare è la politica, non metta in condizioni di fare quello che sogna questi personaggi delle qua, non parole, ma parliamo che siamo vecchi, che siamo mai. Perché guarda, il dottore ha detto che è giusto che vada a un paziente ma un parente, e nella medicina è vero che guarisce prima. Mi sono stato 10 giorni da solo su una cameretta, mi pareva di diventare matto. Come mia moglie era le ore più belle, mi fiori, e ora se non capiamo queste robe non faremo niente, Mirella. Hai ragione che il dottore, questo compagno, mi lo conosciuto a Bisaglia, ancora quando era a Venezia, va bene, che era a San Clemente il manicomio. E che ha detto, è tanta speranza in mai di Stagliero, solo che quando che lì si era i manicomi, aveva da progettare, di poter fare delle case, da provare a fare di tutto, e la politica non è andata a brio. Morto lui, ha sospeso tutto. Grazie Rinaldo, grazie Basaglia, molto chiaro l'hai detto e fai bene a ricordarlo, era una persona illuminata che aveva capito, il problema è che ci vuole il dopo, come l'aveva detto lui, che non è stato fatto, e noi ci ritroviamo con delle liste d'attesa. E qua torniamo, dottor Giovinazzo, su quello che abbiamo sentito anche tempo fa da altri suoi colleghi che sono molto preoccupati. Sono preoccupati soprattutto per la mancanza di chirurghi. Ecco, se andiamo avanti così chi opererà più? Lei è giovane ancora fortunatamente, però c'è questo problema e queste liste d'attesa, perché è logico, la popolazione più invecchia e più purtroppo le patologie arrivano, e quando arrivano devi curarti. Io capisco che gli ospedali funzionano, ci mancherebbe altro che non funzionassero anche con quello, perché li paghiamo anche, non è che sia tutto gratuito, le tasse le paghiamo anche per questo, però dobbiamo anche dire che siamo anche fortunati, qualcuno dice, a essere al nord, questo lo dice qualcuno, dopo bisogna vedere su quale angolazione, però le liste d'attesa ci sono e là non ci piove. Io ricevo le telefonate e sono tutti diversamente giovani, dico ma cosa mi stanno facendo? Com'è la situazione delle liste d'attesa? Bella domanda. Allora, secondo me lei ha messo insieme diversi temi. Il primo, diciamo, è quello mancano i chirurghi. Io chiaramente parlo per la chirurgia, no? Mancano i chirurghi. E là vorrei dire una cosa. Quando io ho deciso di fare il chirurgo l'ho fatto per una decisione ideale, quindi sono stato ispirato e motivato dai maestri, dalla chirurgia, dalla passione per questa disciplina, eccetera, eccetera. Quindi secondo me quello che va recuperato in questo senso è motivare questi giovani all'ideale, dei giovani che purtroppo, diciamo, spesso si sentono abbandonati e quindi questo abbandono poi si trasforma in qualcosa che rinuncia al sacrificio, dice ma perché lo devo fare, a me cosa mi viene, cosa torna, e quindi diciamo questa è la grande sfida del futuro. La grande domanda è come facciamo noi a motivare questi giovani a fargli riscoprire questo ideale verso la chirurgia. Le liste d'attesa sono un problema, cioè un problema che non dico io, ma insomma ormai è chiaro per tutti. La situazione qual è? La situazione è che in Veneto esiste un'ottima sanità e questo lo dobbiamo dire. Io per esempio stamattina ho spulciato dei dati del Piano Nazionale Esiti, guardando la mortalità per post-operatoria, per tumore del colon, del retto e dello stomaco, e devo dire che in Veneto, in qualsiasi centro si opera, i risultati sono ottimi rispetto ad altre regioni d'Italia.
però esistono le liste d'attesa. E allora come si risolve questo problema, se è risolvibile? Creando di nuovo una grande alleanza tra tutti i professionisti in campo, tra tutti i centri che sono coinvolti nella gestione di questa patologia e distribuendo le risorse che sono rappresentate anche dai pazienti per intensità di cura. Quindi, per esempio, ospedali che hanno maggiori possibilità di accogliere devono essere potenziati in modo tale da togliere determinati tipi di patologie ad ospedali che invece sono più ingolfati da altri tipi di patologie, quindi un ripensamento generale della ridistribuzione delle risorse. Questo è quello che secondo me bisognerebbe affrontare in un tavolo tematico dove chiaramente ci devono essere prima di tutti i politici che poi prendono queste decisioni, ma devono essere dei tavoli tecnici dove ci siediamo anche noi. Sì, in effetti abbiamo anche visto proprio con il Covid, con la pandemia, cosa è successo quando tutti quanti i ricercatori, scienziati, i potenti della terra si sono messi insieme, hanno investito e sono arrivati i vaccini. Da là non ci piove, hanno fatto rete, hanno fatto squadra. Ma perché si fa così fatica a capire che questo è il percorso? Allora io mi domando, e lo chiedo anche a lei, professor Sandrini, ma cosa servono le case di comunità se non abbiamo il personale da mettere all'interno? Tanto è vero che quasi tutte sono chiuse. E mi domando, perché chiudere tutti gli ospedali che funzionavano o depotenziarli? Per fare cosa? Per mettere chi? Perché se io tolgo quel dottore da quel professore, da quell'ospedale che si occupa di quel settore, di quella patologia, e lo metto da un'altra parte, cosa cambia? Cioè, anzi, non ha più quello per il quale, come dice giustamente il dottor Giovinazzo, lui credeva e lui faceva. Cioè, io non riesco a capire, professore, lei è un professore emerito, mi vuole spiegare una volta la grande Tina Anselmi, perché non è che la sanità funzioni adesso, andiamo a vedere le origini per cortesia, se qualcuno vuole capire, capisca. Aveva capito l'importanza del paziente, dell'ospedale, ecco, del medico. Cosa è successo secondo lei, professore? Cioè andiamo contro il cemento per fare le autostrade, per entrare negli ospedali, le rotatorie, tutte le infrastrutture, e poi non trovi neanche parcheggio, oppure... Cioè cosa è successo secondo lei, professore? Lei dall'alto cosa sta vedendo, ecco, con la sua professionalità? Ecco, come vede la situazione? Cosa hanno fatto? Cosa è successo? Il problema è complesso, cercando di riassumere potremmo dire che ci sono due livelli, uno è di tipo politico e un altro di tipo economico, che sono poi strettamente legati, perché ovviamente il politico deve decidere quali sono le priorità negli investimenti e quindi ci fu un errore molto grosso quando si introdusse il numero chiuso, che è sacrosanto, ecco, intendiamoci bene, è giusto avere dei criteri meritocratici, non tutti devono diventare medici perché desiderano diventare medici, devono anche dimostrare di avere la volontà e le capacità di fare il medico in maniera adeguata. Il numero chiuso venne tolto oltre 50 anni fa, poi venne introdotto nuovamente quando ci si rese conto che forse c'era anche un esubero di domande per entrare negli studi di medicina e poi nelle specialità. Però vi fu un grave errore di fondo che fu nella programmazione. Si deve considerare che per formare uno specialista ci vogliono almeno 10 anni, perché ci sono 6 anni di medicina più gli anni della specialità. E quindi quello che io decido adesso lo vedo distante, a meno che non decida di importare i medici da Cuba o da altri. Come è avvenuto in certi paesi, in Gran Bretagna ci sono moltissimi medici che vengono da altre nazioni. Quindi un primo problema è quello della programmazione corretta, però non è solo quello, perché
Noi vediamo adesso che si è in qualche maniera riformato anche il sistema di accesso alla facoltà di medicina. Questo è il primo anno, è difficile dire se funzionerà o meno. C'è un controllo dell'adeguatezza di chi si è candidato per fare medicina, che viene fatto non all'ingresso ma dopo un semestre di frequenza dei corsi. Non sto vivendo personalmente questa esperienza, quindi non sono in grado di valutare come stia andando. Il problema è che ovviamente nel momento in cui io anche aumento il numero di posti, devo considerare che l'effetto in ogni caso sarà ritardato e poi considerare anche un altro aspetto, che ci vuole un'attrattività. Noi purtroppo abbiamo tantissimi laureati in medicina, spesso o specialisti, spesso tra i migliori, che vanno all'estero perché la retribuzione è inadeguata, e questo vale anche per il personale paramedico, intendiamoci. La retribuzione è inadeguata a un'attività che implica delle grosse responsabilità, implica un grosso stress, e quindi se uno può andare a lavorare in una nazione dove l'organizzazione è migliore e gli stipendi sono migliori, facilmente si sposta. E questo è ovviamente un punto fondamentale. Un altro aspetto è quello in qualche maniera che citavamo prima, organizzativo, ovvero se io devo lavorare in pronto soccorso dove vivo in una condizione di stress e anche di pericolo, leggiamo quasi tutti i giorni sui giornali di medici che vengono picchiati perché non riescono a prendere in carico un paziente tempestivamente perché ne stanno seguendo tanti altri. L'accesso alle scuole di specialità quest'anno è risultato che molti posti sono rimasti liberi, posti che erano disponibili, perché hanno una bassissima attrattività. Fino a quando le cose non funzionano, ovviamente diventa difficile che uno scelga di fare una specialità che è estremamente stressante e poco retribuita per quello che è il problema. Quindi gli aspetti organizzativi, economici e politici si integrano fortemente. Dottor Giovinazzo, come commenta, cosa vuole aggiungere? Allora sì, io completamente d'accordo col professore, nel senso che diciamo, le leve su cui fare pressione per recuperare personale, quindi recuperare medici, ma non solo, perché c'è una grande crisi anche nel comparto degli infermieri e di altre figure professionali, sono economiche e motivazionali. È chiaro che se noi tiriamo via tutte e due le leve, cioè se il lavoro non è remunerativo per come ce lo aspettiamo e non abbiamo neanche motivazione, nel senso che il lavoro è particolarmente stressante, cioè abbiamo fatto la frittata. Chi è che vuole andare a fare questo tipo di mestiere? Io per esempio ho lavorato per circa 8 anni in Gran Bretagna, quindi sono un pentito al contrario, nel senso che sono tornato in Italia consapevolmente, felicemente, cioè, diciamo, sapevo a quello che andavo incontro, però ho recuperato in qualità della vita, ho recuperato in rapporti sociali. Professionalmente mi sento molto soddisfatto, quindi la mia è una testimonianza in positivo rispetto a questa cosa qua. È anche vero che io, faccio un esempio pratico, l'altro giorno parlavo con uno studente di medicina molto bravo, eccellente, un ragazzo che ha la media del 30, quindi diciamo un ragazzo che non si sottrae alla fatica dello studio, però lui mi ha detto sì, la chirurgia è bellissima, ma io non la farei mai perché io non sono disposto a stare per 8, 10, 11 giorni, 11 ore, scusate, 11 ore in ospedale, andare incontro a questo stress, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io penso, ecco, che questo, come dire, rigiro la domanda al professore che ne sa più di me in campo neurologico e mentale, cioè come facciamo noi a motivare questi ragazzi che avrebbero piacere, vorrebbero farlo, però non sono disposti a fare quello che ho fatto io, stare 40 ore di seguito in un ospedale per esempio e dormire su una barella
aspettando di andare in sala operatoria piuttosto che vedere un'emergenza, un'urgenza. Ecco, loro dicono no, non lo vogliamo fare. Ma non è che sia cambiato un po' il modo di lavorare dei giovani e cosa mettono al primo posto? Perché io, ascoltandoli, io ascolto molto sia i giovani che i meno giovani, loro hanno la necessità anche di vivere, non di vivere con lo stress, ma di vivere una quotidianità che loro decidono. Purtroppo i tempi che loro vivono non sono così, perché sono pressati da 1500, ma fin da bambini. Devono andare a scuola, devono imparare 2 o 3 lingue subito, devono fare sport, devono. Poi a un certo punto loro si ribellano e dicono no, non è quello che voglio, però lo possono fare quando hanno anche una visione della vita, grazie anche alla scuola che hanno frequentato, anche alla famiglia, i valori che hanno. Io voglio vivere più tranquillo, ecco, io non voglio fare la vita che faceva mio papà, mio nonno, perché voglio vivere la vita. Professore, non pensa che forse i ragazzi d'oggi sono migliori nel senso della qualità della vita di quello che si era una volta? Una volta c'era il lavoro e la casa e la famiglia. Adesso loro hanno un panorama enorme e soprattutto su un paese dove molti si sentono stretti. Io studio molto, ma alla fine se voglio guadagnare di più devo andare via. Poi vedrò se ritorno, ma intanto vado via. E qualcuno dovrebbe pensare a questo, a che hanno una visione diversa. Noi non possiamo sempre guardare indietro, dobbiamo guardare avanti. Qui si va sulla Luna, si va nello spazio, si va a fare i giretti, cioè c'è tutto un mondo che è completamente cambiato, la medicina, la scienza, la tecnologia. Questi vivono con la tecnologia, non c'è niente da fare, basta vedere cosa riescono a fare già con l'intelligenza artificiale, se qualcuno non sta attento non so dove arriveranno, si trovano l'amico virtuale, si trova tutto, pertanto vanno a scuola con i compiti fatti con l'intelligenza artificiale. Capisce che questi giovani ti stanno dando delle risposte e qualcuno deve ascoltare. Cosa dice professor Sandrini? Lei ha toccato un punto veramente cruciale. L'intelligenza artificiale ha cambiato e sta cambiando sempre più la nostra vita. Difficile dire, sicuramente ci sono dei vantaggi enormi, anche limitandosi al campo medico. Stanno uscendo continuamente, c'è stato un aumento esponenziale, ad esempio, delle pubblicazioni scientifiche sul rapporto tra etica e intelligenza artificiale in campo medico. Dicevo, hanno rappresentato un'autentica rivoluzione, per certi aspetti assolutamente in positivo, perché vi sono adesso dei cosiddetti algoritmi diagnostici predittivi, eccetera, che sono molto efficaci. Vi sono studi scientifici che documentano che utilizzando questi protocolli che utilizzano l'intelligenza artificiale la diagnosi può essere più precoce, il monitoraggio del paziente, il cosiddetto follow up, può essere molto più preciso, però vi è anche l'aspetto negativo dell'intelligenza artificiale, che è costituito spesso dai media, dalla globalizzazione, dal fatto che l'intelligenza artificiale, adesso in particolare con le cosiddette chatbot, la ChatGPT è la più conosciuta, dove c'è un rapporto interattivo, possono anche creare delle distorsioni molto gravi. Tutti avrete letto sui giornali, sono dei casi limiti, però sono dei campanelli di allarme di giovani che colloquiando col chatbot si sono poi convinti a suicidarsi con un colloquio che è stato peggiorativo, non certo di aiuto da parte dell'intelligenza artificiale. E poi i valori, questo è l'aspetto che giustamente lei sottolineava. I valori sono cambiati enormemente. La mia generazione era in fondo la generazione nata nel dopoguerra, 5-10 anni dopo la guerra, quindi risentiva ancora del senso della seconda guerra mondiale, del profondo senso di sacrificio
e di crisi di valori, e anche però una forte motivazione alla ricostruzione, all'impegno, anche da un punto di vista etico. Oggi noi viviamo in un mondo dove anche per un giovane è molto difficile avere delle prospettive di tipo costruttivo, ottimistico. Lo scenario che ci circonda anche a livello globale è veramente, forse usare il termine spaventoso eccessivo, ma mi pare anche un termine adeguato se noi vediamo che cosa sta succedendo nel mondo. E in questo scenario riuscire a costruire dei valori che implicano anche una forte motivazione altruistica. Per carità, ci sono dei medici che possono dire io la faccio solo per il denaro, ma perlomeno ai miei tempi, che conoscendo quelli che erano i miei amici, che ho studiato in un collegio, vi era anche una forte motivazione etica, quella di aiutare gli altri. Io spero, sono convinto che sia una motivazione che tuttora è importante per chi sceglie di fare medicina. Questo diventa sempre più difficile da creare come valore per i motivi che spiegavo. In realtà i motivi sono molto più complessi, ma sicuramente il quadro di degrado, a volte anche che si verifica oltre ai fatti reali, il degrado anche nella comunicazione, no? La distorsione delle notizie, le fake news, la possibilità di accedere ai media per avere delle informazioni che sono informazioni anche in campo medico spesso sbagliate o distorte o mal interpretate. È un problema molto complesso. Sì. E poi qualcuno ci naviga con queste fragilità, perché poi vediamo quello che è successo anche con la scienza, la ricerca. Ecco, la pandemia ha dimostrato quanto importante è far capire le fragilità, le cose giuste, i numeri giusti. Pubblicità. Faccio l'esempio del mio reparto, diabetologia, ospedale dei Colli di Padova, senza andare lontano. Noi eravamo 10 medici fino a un anno e mezzo fa, adesso siamo 6 medici. Allora chiedo a Zaia se in diabetologia a Padova le liste sono state battute dell'87%, come dice lui. Antonino Pipitone, già consigliere regionale ed esponente di Padova Bene Comune, è soprattutto un medico al centro di diabetologia di Padova. È diretto nei confronti del presidente della regione Luca Zaia sul tema liste d'attesa. La regione continua a ripetere gli stessi dati da febbraio, dice Pipitone, ma la realtà è un'altra. Lui parla dell'80% del taglio delle liste d'attesa, come aveva detto lo scorso febbraio, riguardo le visite, chiamiamolo così, normali. Magari fosse così, noi, come abbiamo detto l'altra volta, chiediamo a Zaia, prima di fare delle dichiarazioni, quantomeno fare qualche telefonata al CUP, far fare qualche telefonata anche ai direttori generali, informarsi un po' fra i suoi amici o conoscenti se in effetti è proprio così. Abbiamo dei seri dubbi che non è così, anzi abbiamo certezze che per non tutte le specialità è così. L'esperienza tra i reparti del dottor Pipitone racconta di molti pazienti che, non potendo rivolgersi al privato e vedendo i tempi d'attesa lunghi, smettono di curarsi. Parlo della mia esperienza, che penso sia comune a molti colleghi che hanno a che fare con le patologie croniche o comunque con patologie impegnative. Io dovrei vedere un paziente a 6 mesi e non riesco a vederlo, devo metterlo a un anno e mezzo, 2, e poi comincia a vedere in maniera impressionante persone che cominciano ad avere un diabete scompensato, cominciano ad avere complicanze, cosa che in teoria dovremmo prevenire. Il problema oggi non è l'urgenza, noi vediamo le urgenze subito, il problema è la cronicità, è il territorio, non è l'ospedale. L'ospedale dà buone risposte in tempi relativamente brevi. Per fare un intervento di cataratta si parla di 2-3 anni, per fare un enne inguinale ci vogliono 2-3 anni, interventi molto semplici, voglio dire, sembrano sciocchezze, ma non lo sono per chi vive un problema di malessere e di sofferenza. Quindi il problema non è, come dire, la questione che Zaia dice da questi numeri, il problema è che questi numeri purtroppo non corrispondono alla realtà. Allora, questo è un medico che ha parlato, perciò un addetto ai lavori. Sentiamo come commenta il dottor Giovinazzo, soprattutto
a capire, perché si dà sempre la colpa alla pandemia, nella pandemia si è fermato tutto, ma invece io penso che abbia ragione il professor Sandrini, nel senso che non si è programmato, molte persone sono andate in pensione, non c'è stato il ricambio, non abbiamo più le figure, qualcuno, anzi diversi, non vogliono fare più quel tipo di lavoro, penso addirittura medicina e i medici di base, e tutto si è accavallato, ma non è colpa della pandemia, qui è mancata la programmazione, 1+1 doveva fare 2, vai in pensione questo, io già il supporto, la prevenzione si deve fare prima, non dopo. Adesso dove andiamo a trovarli? Se prima non abbiamo fatto la prevenzione e ci troviamo anche nelle università con i numeri che ha detto il professor Sandrini. Prego, dottor Giovinazzo. Sì, allora, diciamo che quello che dice il collega fondamentalmente è quello che poi abbiamo detto anche noi prima, cioè le risorse sono limitate, e allora dove andiamo a recuperare le risorse? Perché questa è la grande domanda. Ad esempio negli ospedali è stato da qualche anno, anche sulla base della pandemia, introdotta la possibilità di assumere gli specializzandi a determinate condizioni. Questo chiaramente è un sistema tampone, perché diciamo, lo specializzando non è uno specialista, quindi comunque ha bisogno di una serie di tutele, di un tutor che lo segue, non può fare tutto, e ci sono anche delle responsabilità di tipo medico-legale, no? Rispetto a quello che fa uno specializzando e uno specialista. Quindi quella è stata una soluzione che effettivamente ha permesso, diciamo, a delle unità operative di rinfoltirsi. Poi c'è il discorso liste d'attesa. Allora, io penso che bisogna dire che noi ci dobbiamo concentrare su chi ha più bisogno. Allora, io faccio un esempio pratico, ci sono patologie benigne che possono aspettare. Ora, è chiaro che qualsiasi malato che ha qualsiasi tipo di patologia che va dal tumore all'ipomalo vive in modo uguale, no, dice io ho questa malattia, la devo curare subito, però noi come sistema sanitario possiamo garantire la cura di alcune patologie in tempi molto celeri a discapito di chi invece ne ha veramente bisogno, perché noi per esempio sui tumori sappiamo che se ritardiamo i tempi di intervento quello impatta su un outcome, cioè il paziente va peggio, c'è un ritardo diagnostico, un ritardo di trattamento. Come disse il dottor Pipitone. Come i suoi diabetici, perché lui parlava di una popolazione particolare. E quindi è là la sfida, cioè come facciamo noi a ristrutturare questo sistema che ha delle problematiche? Ad esempio nell'ospedale dove lavoro io, per i pazienti oncologici le liste d'attesa sono molto, molto brevi. Però su alcune liste, su alcuni tipi di interventi, faceva l'esempio dell'ernia inguinale, anche noi abbiamo problemi. Quindi dovremmo potenziare le nostre sale operatorie, dovremmo potenziare le nostre strutture, dovremmo rendere delle condizioni favorevoli per i medici anche di lavorare negli orari extralavoro. Io dicevo, sono stato tanti anni all'estero, ad esempio in Gran Bretagna, il sistema sanitario nazionale cosa faceva? Apriva gli ospedali e le sale operatorie nel sabato e nella domenica, e i medici, diciamo, i chirurghi andavano a sfoltire queste liste d'attesa durante il weekend, ricevendo uno stipendio, un gettone, un qualcosa che li remunerava per quello che stavano facendo. Quindi diciamo le soluzioni ci possono essere, il problema è mettersi là, ragionarci, trovarle e condividerle e investire, perché alla fine è sempre quello, economicamente investire su quello che è il problema grave che abbiamo, che sono le liste d'attesa nei vari settori più, diciamo, che eccedono. Abbiamo Rosa da Venezia, vai Rosa. Buongiorno signora, buongiorno. Parlo con lei volentieri perché ho visto una cosa che mi è dispiaciuto molto alla televisione. Ho visto, io sono una veneziana nata a Venezia, ho 92 anni e ho visto alla televisione la bandiera del leone davanti a 3 signori di una tranquilla Rosa, tranquilla, non c'è problema, tranquilla.
che non è propaganda per le elezioni. Non si deve adoperare il leone per la propaganda di elezioni. Il leone è di Venezia e resta di Venezia e non deve essere adoperato per altri scopi. Allora abbiamo sentito anche la riflessione di Rosa, mi piace tantissimo, specialmente quando sono diversamente giovani, che vogliono dire la loro per quanto riguarda anche la politica, la comunità, la società. È bellissimo. Ti ringrazio Rosa e complimenti perché ti ho sentito bella tosta, 92 anni, fa piacere, forse merito proprio alla scienza, alla ricerca e anche alla tecnologia che permette a Rosa di collegarsi. Veramente grazie Rosa. E ognuno poi pensi e rifletta come vuole. Allora, professor Sandrini, come commenta quello che ha detto il dottor Giovinazzo? Si potrebbe fare, ecco, basta volere, bisogna investire, ecco, le possibilità ci sono, le abbiamo. Ecco, lei cosa direbbe agli addetti ai lavori politici, naturalmente, perché qua li abbiamo già, ecco, per quanto riguarda voi due. Ecco, cosa si potrebbe dire al politico che deve ascoltare ma deve agire adesso? Non è che possiamo aspettare chissà quanti anni perché loro arrivino alle soluzioni che ci sono. Prego. Condivido assolutamente il commento del collega. Il problema molto grosso è quello a cui accennavo in precedenza, e cioè che se noi attuiamo qualche cambiamento adesso, per molti aspetti i risultati li vediamo tra moltissimi anni, e quindi c'è una critica che ho già formulato su errori molto gravi di programmazione e anche di investimenti, se vogliamo, ecco, perché ovviamente il politico, qui non è una critica che io faccio in maniera qualunquista, né a destra o a sinistra, ma perché i governi si sono succeduti di vari colori, però bene o male questo trend di miopia, nel senso di vedere ma tanto le elezioni, il voto è tra poco e io devo investire dei fondi molto importanti per qualcosa che si vedrà tra 10 anni. Questo però è l'aspetto di critica. Adesso l'importante è anche vedere che cosa si può fare di fronte a questi errori. La soluzione che esempio prospettava il collega è una soluzione che è molto valida, implica degli investimenti aggiuntivi che però può contribuire a ridurre le liste di attesa, che sono effettivamente peggiorate dopo la pandemia. Non dimentichiamo che gli ambulatori in molti casi sono rimasti chiusi per mesi per motivi di sicurezza, quindi questo ha sbilanciato, ha fatto scoppiare un problema che esisteva già, ecco, quindi la pandemia è semplicemente stata l'elemento di detonazione, ma non la causa diretta. La causa era quella a cui accennavo io in precedenza. Alcuni provvedimenti sono invece, a mio avviso, assolutamente condannabili. Adesso c'è stata una retromancia sui cosiddetti gettonisti, perché è chiaro che se io lavorando pochi giorni al mese guadagno più che lavorando tutto il mese, incentivo i medici a seguire questa strada, quindi pongo una pezza, un taccone, come si direbbe, visto che sono di origine veneta, che è peggio del buco, perché spreco dei denari per avere poi una ricaduta sul piano del funzionamento che non è assolutamente. Professor Sandrini, mi scusi se apro sta parentesi, ma lei sta spiegando veramente bene, ecco, si crea una voragine in questa maniera. È possibile che chi decide queste cose
prima di farle, di metterle in atto, non possa confrontarsi con voi, non so io, ecco, prima di decidere di danneggiare invece che di curare, di prevenire, ma possibile che decidano sempre delle cose che poi non... Ieri avevo gli agricoltori, anche loro hanno detto bisogna cambiare le cose, avevamo i voucher, li hanno tolti, i voucher che andavano benissimo, cioè tolgono le cose che funzionano per chissà cosa, che poi funziona male tutto. Non c'è una cosa che funzioni in questo paese: la scuola, la sanità, l'agricoltura, l'arte, cioè è tutto un catafascio. Questo lo dico io, non lo faccio dire a voi, però io che sento i miei ospiti non ne trovo uno che dica che le cose vanno bene. Allora ci sarà un po' di verità o no? Claudio da Marano, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti, ma io vorrei dare un consiglio ai medici, chirurghi, ospedalieri che praticamente finiscono in pensione. Ma innanzitutto la pensione è sopravvalutata e consiglierei, invece di adagiarsi, di fare un tipo di congrega dove si discute i problemi e si cerca di risolverli, perché io ho visto qua in Italia uno che faceva il garzone di farmacia, sto parlando di Antonio Angelucci, diventare un grosso proprietario di un ospedale, cioè con la terza media. Allora lì, se uno con la terza media finisce a fare il politico giù in Parlamento con cliniche sue, c'è qualcosa che non funziona. Se uno che lavorava dentro di una discoteca finisce a fare il presidente di regione, come è stato Zaia, c'è qualcosa che non funziona. Com'è che le menti migliori sono lasciate indietro e i garzoni vanno avanti? Perché non vi coalizzate? Se voi vi coalizzate, fate una società benefica per controllare, non so, la medicina, eccetera, riuscirete anche a tirare fuori delle cose che si potranno mandare avanti per gestire. Perché a me di vedere uno con la terza media che gestisce gente che è super laureata, non capisco, non lo concepisco mica. Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio, adesso andiamo a vedere anche questi contratti sanitari dell'ULSS 2 e poi li commentiamo con i nostri ospiti. Al di là dei numeri che continuano a girare, le cifre effettive di aumenti saranno: per un infermiere parliamo di 135 euro lordi, per un OSS di 120 euro lordi. Quindi voi capite bene che queste cifre non sono sufficienti. L'accordo separato per il comparto sanità e il rinnovo contrattuale per lavoratori e lavoratrici dell'ULSS 2 non è stato firmato dalle rappresentanze sindacali di CGIL e UIL, che si sono ritrovate davanti al cafoncello per porre l'attenzione ancora una volta sulle cifre e le incombenze che spettano a chi intraprende la professione sanitaria, specie nel settore pubblico. È un lavoro dove si lavora H24, sabato, domenica, peraltro le indennità, il valore economico delle indennità è ferma da 20 anni. Anche su questo una notte in realtà non è che ci porta chissà che ritorno economico, c'è una responsabilità, una professionalità da utilizzare e tutto questo non viene valorizzato in alcun modo. Vertenze che la CGIL sta portando avanti anche sui buoni pasto, che non sono stati incrementati nonostante sentenze favorevoli in Cassazione. Ma il punto per i sindacati rimane anche una questione di equità. Il rinnovo che noi che chiediamo è commisurato esattamente allineato all'inflazione certificata dall'Istat, il 17%. Quello che è arrivato è nemmeno della metà dell'inflazione certificata, che poi è una cosa ben diversa rispetto a quella reale e percepita, che è molto maggiore. Quindi quello da cui noi partiamo è recuperare almeno quella parte. Quindi non stiamo neanche parlando di un aumento contrattuale concreto, ma di un recupero di quello che si è perso in questo periodo. Dall'altra parte il direttore dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, riconosce le difficoltà, ma auspica che i sindacati firmino il contratto, perché si tratta pur sempre di un aumento dal quale ripartire. Sappiamo benissimo che è difficile trovare infermieri, abbiamo un elevato grado di turnover
turnover legato a malattie, gravidanze, eccetera. Per cui è chiaro che purtroppo non riusciamo a sostituire tutte le gravidanze e tutte le malattie, perché non troviamo infermieri, quindi chi resta deve ovviamente farsi carico anche del lavoro degli altri. Per cui è chiaro che un'incentivazione forse importante va data a queste persone che veramente ci mettono il cuore. Comunque già il fatto di avere, come dire, dato dei soldi in più a livello contrattuale, questo è un segnale importante e credo che bisognerà continuare su questa strada. Molto chiaro, più chiare di così queste parole anche del direttore Benazzi, dottor Francesco Benazzi, ma anche di queste persone che fanno parte del sindacato ma che lavorano, sono gli addetti ai lavori, perciò sanno quello che dicono, i problemi sono quelli. Cos'è che la preoccupa di più, dottor Giovinazzo? Bella domanda, ci sono tante cose che mi preoccupino, ma la cosa fondamentale è di non lasciare indietro nessuno nell'ambito della malattia, quindi io penso che lo sforzo deve essere fatto in questa direzione, che non è, intendiamoci, uno sforzo che deve avere solo un riconoscimento economico, ma è uno sforzo che deve avere prima di tutto una tendenza, un'attenzione ideale. E allora io penso che, come giustamente diceva il direttore generale, queste persone che si impegnano, noi professionisti che ci impegniamo, abbiamo necessità di riconoscimenti, però anche noi ci dobbiamo riconoscere in questa missione che è portare la salute e la cura alle persone. Quindi è il valore che deve vincere sulla economicità del sistema e poi il resto secondo me verrà. E soprattutto anche il valore di far capire a questi ragazzi, magari intrigandoli di più, facendoli partecipare. Io sto chiedendo ai direttori generali e mi danno ragione molti medici e anche chirurghi che dirigono gli ospedali di aprire più gli ospedali a queste persone. Qualcuno mi dice: Mirella, insisti, e quando le dicono ma lo facciamo già, lei dica: fate di più, accelerate di più, perché forse intrigandoli, proprio vedendo, toccando con mano la realtà ospedaliera, forse riusciremo magari anche a quel ragazzo che ha detto troppe ore, ma magari se entra con lei, dottor Giovinazzo, e magari anche sente le parole del professor Sandrini, magari lo intrighiamo di più, magari ha una visione diversa, se magari è portato per la chirurgia, magari entrando e vedendo bene dice ma forse mi sacrifico, ma questo è il mio, perché si sa dove si vuole arrivare. Io ho chirurghi che hanno detto a 7 anni io sapevo già che sarei diventato un chirurgo. Bisogna vedere dove vuoi andare a parare, qual è il tuo obiettivo, il tuo arrivo che vuoi nella vita. Cosa dice il dottor Giovinazzo? Diciamo che è un problema vocazionale, no? Cioè chi la vocazione la scopre subito, chi invece io per esempio l'ho scoperta dopo, scoperta dopo, diciamo, a metà del mio percorso universitario. Le mie porte sono sempre aperte per tutti, come dire, noi lasciamo le nostre porte aperte, chiunque ci chiama siamo là. Ci piace lavorare con i giovani perché i giovani hanno questa energia, questa spinta verso la curiosità che ci stimola e ci pone delle domande, ma ci piacerebbe anche lavorare con altri tipi di attori, la politica, in modo proprio da portare delle proposte che siano migliorative per quello che poi è il centro della nostra missione, cioè il malato. Cioè il medico deve lavorare per il malato, deve servire, deve fare servizio al malato. Quindi condivido un tavolo con più realtà per raggiungere l'obiettivo che è curare bene la persona. Questo è l'obiettivo di tutti. Grazie, veramente grazie al dottor Francesco Giovinazzo, direttore area chirurgica San Camillo di Treviso. Sentiamo come ci saluta il professore emerito Giorgio Sandrini per quanto riguarda quello che abbiamo detto, quello sentito, e cosa direbbe se avesse questo giovane di fronte che ha detto troppe ore, voglio essere più libero. Cosa direbbe lei, professor Sandrini, a questo giovane e a tanti giovani che magari sul cellulare questa sera la vedono, glielo posso assicurare? Ma certo, incoraggiare i giovani è stata sempre la mia missione, ovviamente, come docente, però bisogna anche far seguire i fatti, quindi i fatti cosa sono? Quelli che abbiamo un po' riassunto. E un ultimo aspetto, riallacciandomi anche al discorso che è stato fatto nella domanda del
signore che è intervenuto, è il discorso della meritocrazia. Cito come esempio molto rapidamente una nostra specializzanda in neurologia, è stata per uno stage di un anno in uno dei più importanti ospedali di Parigi come neuro-oncologa. L'hanno talmente apprezzata che 5 anni dopo le hanno fatto un primariato. Una cosa di questo genere in Italia non succederebbe purtroppo mai, e la meritocrazia dovrebbe essere a tutti i livelli. Ovviamente garantire a tutti la possibilità di realizzarsi, ma anche premiare i più bravi, e questo è già un elemento molto importante per motivare i giovani. Veramente grazie. Ecco, la meritocrazia è una parola che questa mattina non avevo detto, ma la dico sempre, sa professor Giovinazzi, lo dico anche ai politici: svegliatevi che abbiamo bisogno di meritocrazia, perché le figure le abbiamo, non serve che andate a cercare nella luna, le abbiamo qui, cercate di prenderle, di farle andare avanti. Ecco, come è successo a quella ricercatrice proprio nel periodo della pandemia, perché aveva scoperto, ecco, questo famoso fattore importante. Gli hanno trovato il posto di lavoro, è stata assunta, cioè io non so, ma è veramente una roba grande in Italia. Andiamo avanti, ma noi diciamo le cose. Ringrazio i miei ospiti. Pubblicità. Saluto e ringrazio veramente di essere con noi il professor Giordano Casonato, dirigente scolastico. Parleremo di formazione. Grazie professore. Ma cosa sta succedendo, professore? Abbiamo parlato della sanità che non funziona, non mi sembra che vada tanto meglio neppure la scuola, si inizia sempre con i soliti problemi, ogni anno ne parliamo, per non parlare degli insegnanti di sostegno, questi cambiamenti, delle fragilità. Ecco, com'è la situazione? Io non riesco a capire qua dove si può andare a parare. Prego, professor Casonato. Guardi, in questo periodo, diciamo così, all'interno della scuola abbiamo fatto diverse attività formative, e quindi devo essere onesto, abbiamo trovato anche persone, docenti e anche studenti che ci danno motivo di speranza più che motivo di preoccupazione. Perché nelle nostre scuole ci sono veramente tante persone, quindi tanti insegnanti che lavorano con passione, eccetera. Quindi diciamo così, io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questo periodo, perché la formazione che abbiamo fatto è stata anche apprezzata, hanno raccolto gli spunti di miglioramento. Ecco, e forse una cosa che mi sento di dire è che l'attività formativa che è stata finanziata con i fondi del PNRR, il problema è che adesso non si capisce se proseguirà o non proseguirà, quindi si fanno le cose, si parte, si fanno delle belle cose, dopodiché se non c'è un proseguio, una programmazione che porta avanti le cose, rischia di restare lì. Ecco, a volte sembra che nella pianificazione, nella programmazione manchi, tra virgolette, un pochettino di continuità. Allora, professor Rosato, quanto è importante quello che lei ha detto per me, perché fa capire che i ragazzi, se tu li intrighi, loro ci sono. Prima perché a mio avviso sono di creativi. Il problema è che bisogna capire e tirare fuori questa creatività, da soli non ce la fanno. Forse la formazione serve proprio a questo, a capire chi hai davanti, dove può arrivare, perché siete voi gli addetti ai lavori, non sono loro. Loro ce l'hanno ma non lo sanno. Proprio con la formazione si riesce a fare questo. Ma perché se ne parla solo adesso di formazione? E come si parlava prima, non si poteva fare prevenzione tanto tempo fa, quando tutte le scuole avevano i laboratori sono stati chiusi, sono diventati magazzini. Lei dice abbiamo la speranza, anche i giovani che io invito, professore, sono molto speranzosi. Anzi, qualcuno mi ha anche detto: vedrai Mirella che prima o dopo ce la faremo a prendere noi posizione, perché sono speranzosi, però bisogna investire. E per investire bisogna veramente creare dei presupposti economici
perché loro possano fare questo, ad esempio anche con il trasporto scolastico, ad esempio con una scuola molto più aperta nel pomeriggio. Io non penso che tutti i ragazzi vogliono uscire, vogliono andare a gironzolare per la città, però bisogna intrigarli con qualcosa, chi con la musica, chi con il teatro, ecco, chi con l'intelligenza artificiale, chi con la robotica, cioè abbiamo 1000 cose. Il problema è vedere quanti vogliono mettersi in gioco anche di insegnanti, perché io cito sempre quel docente che ha detto, e lo ripeto perché è bellissima la frase, tutte le mattine noi siamo sopra come in cima al Monte Bianco e vediamo che abbiamo intorno. Le fragilità specialmente, bisogna capire chi vuole scendere e aiutare. E molti miei colleghi non lo fanno, non tutti, ma c'è una parte che non lo vuole fare. Invece dovrebbe essere una missione l'insegnamento, come il medico d'altra parte. Ecco, cosa è successo? E soprattutto la paura che dilaghi i genitori e si rivolgono poi agli avvocati, guai alzare la voce, guai creare anche quello stato di far capire al ragazzo che non c'è ciccia per gatti a scuola. Ecco, la paura, perché c'è anche questa, vogliamo parlarne, professor Rosato? Allora, intanto mi piace molto la parola laboratori, perché i laboratori praticamente consentono di misurare, diciamo così, e di valutare, ma soprattutto di far emergere tutte le parti complesse che ci sono dentro ogni studente, quindi ogni persona. Perché nel laboratorio, per esempio nelle scuole, e sono d'accordo con te Mirella, sono mancate spesso le attività manuali pratiche. Anche per una concezione sulla sicurezza, faccio un esempio, che bisogna togliere le forbici alla scuola primaria dell'infanzia perché rischiano di farsi male. E con un eccesso di prudenza che porta però dopo a non abituare i ragazzi a lavorare sulle attività manuali, alle attività pratiche, di fatto si sta creando una situazione un po' particolare. Ragazzi che sono più fragili, come dici tu, e che poi hanno bisogno di fare delle attività pratiche manuali dove potrebbero riuscire meglio, si trovano un po' penalizzati. Quindi di fatto quello che noi stiamo cercando di fare, di lavorare come formatori all'interno delle scuole, è proprio questo, spingere di più i laboratori, e a volte non servono neanche laboratori mega attrezzati eccetera, si può fare anche il laboratorio povero con poche cose, ma la cosa importante è vedere i ragazzi in un contesto dove misurano le loro attività pratiche. E quindi le paure quando è che spariscono? Spariscono quando c'è un'attività dove il ragazzo fa compassione, si sente a suo agio, viene accolto e accompagnato dall'insegnante, e a quel punto quello che succede è che la paura un po' alla volta sparisce. E la paura è un sensore, e se a un certo punto, di fronte anche a una situazione di laboratorio complicata eccetera, c'è una buona guida, e qui entriamo nel tema dei tecnici di laboratori che dovrebbero preparare gli esperimenti e dopodiché far lavorare gli insegnanti con gli studenti, e purtroppo l'investimento su tecnici di laboratorio è sempre piuttosto risicato. Ma secondo me, dal punto di vista complessivo, sono due le attività che bisogna fare. Una è questa, quella di lavorare di più con i laboratori, e si può fare in tutte le discipline dal mio punto di vista. E la seconda però è anche raccogliere quelli che sono i semi del potenziale dei ragazzi e fare in modo che possano esprimersi al meglio. Quindi quello che noi diciamo da tanto tempo, dobbiamo valorizzare i talenti dei ragazzi. Ecco, perché io sento tantissime persone, commercianti, artigiani, specialmente gli artigiani, che dicono: questi ragazzi hanno il diploma ma non hanno la manualità, non riescono ad avere ma come fanno ad averla se veramente non viene fatta formazione? Io ho visto un documentario dove c'erano queste popolazioni indigene, dove questi bambini di 4-5 anni avevano i coltelli così, guardate, ma così, e tagliavano la frutta. Allora c'era uno che si faceva male. Allora capite che io non pretendo e non voglio, per carità, che diamo i coltelli grandi così per tagliare la frutta, però iniziare, come dice il professore, ad usare strumenti che possono dare più avanti una manualità anche dove cercheranno lavoro è molto importante. La manualità è fondamentale. Noi abbiamo bambini che non si muovono, non riescono a camminare, a saltare, abbiamo l'obesità. Ma se iniziamo a fare sport dalla quinta elementare e la maestra non può insegnare all'asilo le attività motorie, ci vuole un professionista.
Capisce, professor Casonato, che non ci siamo proprio? E chi è che decide? Chi è che decide cosa va bene e cosa non va bene? Bisogna fare i tavoli, come si parlava prima con la sanità, ma anche per la scuola, progetti validi che intrighino i ragazzi. Ma lo sa che io ne ho portati con associazioni veramente importanti, 3-4, per migliorare la qualità della vita di quei ragazzi un po', diciamo, sopra le righe, sono stati scartati tutti? No, ma capisce che non ci siamo, perché che vige e che regna in Italia è il business. Tu devi fare business. Allora se fai business ti ascolto, però deve essere anche a pro mio il business. Se lo fai per la comunità ma non fai business, non mi interessa niente. Capisce che non ci siamo? Ma io ho il coraggio di dirle queste cose, professor Casonato. Ecco, io ieri ho parlato con un ragazzo, adesso chiamerò la Confartigianato, un ragazzo meraviglioso, e gli ho detto: cosa vorresti fare? Il saldatore. Ho detto: ma cosa mi stai dicendo? Mi piace tantissimo. Ma hai mandato curriculum? Hai cercato? No, ma adesso chi se lo vuole, nome e cognome, adesso lo do, adesso vediamo. Ma hai mandato curriculum? Sì, ho cercato dappertutto, mi hanno risposto di no. Sa perché? Provi a pensare, professore, perché è stato risposto di no a questo ragazzo e non gli hanno dato il lavoro. Saldatore, dove tutti dicono cerchiamo saldatori. Perché ha la pelle nera, professore, ha la pelle nera. Ha capito come funziona? Ha capito come funziona? Allora io ho detto a questo ragazzo, che saluto, io domani mi metterò in moto per trovarti questo posto. Lui mi ha detto: mi piace tanto, 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 ma non riesco a trovare, ho trovato un altro lavoro ma non è il mio lavoro. Capisce che non ci siamo, che ci stanno prendendo in giro, professor Casonato, ci stanno prendendo in giro con dei numeri che non sono reali, con cose che non interessano a nessuno. I ragazzi devono essere intrigati, sono svegli, sanno dove arrivare. Il problema è che dobbiamo dare loro il gioco, ma accompagnandoli. Prego, professor Casonato. Ora sì, sono assolutamente d'accordo con questa analisi. E noi tra l'altro come gruppo insegnanti formatori abbiamo fatto diversi corsi per saldatori. E come dici tu, su 10 iscritti c'erano 10 ragazzi africani, quindi alcuni sono stati presi nell'esperienza che ho fatto io. E diciamo che fondamentalmente per l'esperienza che ho fatto io, più che per la pelle, spesso il problema che io ho osservato è la lingua. È difficile inserire in azienda delle persone, anche per semplicemente far rispettare le norme di sicurezza, se la lingua non la conoscono bene. Fermo, difatti di quei 10 ragazzi c'erano parla italiano 2. e francese. Italiano. Come? Parla italiano e francese. Perché cominciamo da questo per capire come curare questa malattia pericolosissima. Questo ragazzo parla l'italiano perfetto, capisce, e parla anche il francese. E allora cosa c'è che non va, professore? Ma allora, Michela, mi permetto di fare una cosa pratica. Se, sempre rispettando la privacy, mi giri il contatto, certo, qualche azienda che vuole prenderlo per inserirlo la trovo di sicuro. Grazie perché veramente. Abbiamo diverse richieste di aziende che cercano saldatori, e indipendentemente dal colore della pelle, ma soprattutto se sono bravi e conoscono la lingua. Se è come dici tu, facciamo subito, mando subito il nome, non c'è problema, in giornata la chiamo. Gli diamo la possibilità di inserirsi. Lui ha tutti i volentieri. documenti a posto, in regola, perché mi sono informata, ho detto: ma sei in regola? Perché bisogna avere i colori sì. Adesso, professore, se non hai il colore giusto non vai da nessuna parte. Adesso andiamo qui i colori, bisogna arrivare al colore giusto. Vabbè, andiamo avanti. Maria Cristina da Tiene, vai Maria Cristina. Salve, buongiorno intanto. Buongiorno. Ho appena acceso la... Sì. Posso parlare? Sì, Vedo prego. che sta... continua. Ho appena acceso, quindi non ho seguito dall'inizio. Io volevo esporre la mia esperienza. Io ho 60 anni, ho iniziato a lavorare a 14, il primo lavoro che capitava, qualunque.
A quei tempi si trovava, io sono una donna, mia mamma mi aveva indirizzato nel settore tessile, si trovava dappertutto, ho stirato, tagliato, cucito, confezionato, fatto di tutto. Però purtroppo quel settore è sparito, perché escono dalle scuole, e ce ne sono anche nella zona nella provincia di Vicenza, dalle scuole di moda, 3-4 classi, e cosa vanno a fare? Vogliono usare il CAD, vogliono usare il computer, vogliono fare gli stilisti, gli styling, eccetera. Però in un'azienda tessile c'è uno stilista, c'è una modellista e 150 o 200 operai che eseguono quello che fanno gli stilisti. Quindi ragazze che devono imparare a tagliare, cucire e confezionare. Purtroppo questa è una realtà che non c'è più. Mi dispiace tantissimo, perché era una realtà che ai miei tempi dava lavoro a tante ragazze. Oggi le ragazze che non vogliono più farlo questi lavori. Grazie e arrivederci. Grazie a te Maria Cristina. Prego professor Casonato, commentiamo la telefonata di Maria Cristina che dice peccato. E tocca un tasto interessante. Io non sono mai contro i ragazzi, sono sempre, perché i ragazzi sono frutto delle culture e dell'educazione in cui loro vivono. Per cui devo dire la verità che ultimamente, soprattutto nelle famiglie, e credo che questa sia una cosa difficile per tutti, la comodità ha preso sopravvento sul sacrificio. Quindi si vive, diciamo così, soprattutto per cercare le cose più comode, le scorciatoie, tutti quei sistemi, diciamo così, che consentono di mantenere un certo tran-tran, uno status quo. E questo è frutto, non è colpa del singolo, è il sistema stesso in cui ci siamo trovati e ci troviamo che ha prodotto questa situazione. Però che cosa si può fare? Perché al di là dell'analisi bisogna dopo trovare delle soluzioni. Secondo me la soluzione più importante sarebbe quella di, come dicevo prima, ripristinare nelle scuole delle attività pratiche manuali, vedere i ragazzi in diversi contesti, sì, quello cognitivo dal punto di vista della lingua, della matematica, però anche quello manuale pratico sulle cose da fare per tutti i ragazzi. E allora quando tu osservi l'inclinazione e cominci a dire guarda che tu sei portato per fare sta roba qua, è chiaro che dopo c'è un elemento di valore che è insegnato in famiglia, e se si pensa a puntare sempre in alto e non a quello che è il talento di ciascuno, che cosa succede? Se manca l'umiltà si va, diciamo così, non si va tanto avanti, perché secondo me questo è un aspetto sul quale bisognerebbe umiltà, sacrificio, e alla fine i risultati arrivano. Ma se non manca questo elemento di base, perché bisogna che tuo figlio diventi medico, bisogna che tuo figlio diventi avvocato e le sue capacità sono dirette in un'altra direzione, queste aspettative che non vengono soddisfatte dal ragazzo perché la famiglia ha delle aspettative più elevate è uno dei problemi, diciamo così, del nostro contesto sociale. Per cui dopo i ragazzi non vogliono più fare i lavori, c'è purtroppo il fenomeno dei NEET, quelli che non sono né al lavoro né all'università, e qualcuno ha usato l'espressione un po' brutta, però sono come si dice, dei divanifici, cioè loro restano nel divano e aspettano con internet, con l'iPhone, con i vari, diciamo così, strumenti e mezzi, passano il tempo. Ecco, questo fenomeno, diciamo così, ci sta un po' deviando da quello che è il senso della presenza delle persone, anche delle attività fisiche all'aria aperta manuali, e quindi ritengo per esempio un potenziamento dello sport importante proprio per rimettere in moto e in circolo, diciamo così, tutto il corpo della persona, non solo la parte cognitiva, che secondo me diventa fondamentale. Quindi più laboratori, più sport e anche più attività che vanno nella direzione delle inclinazioni e delle attitudini dei ragazzi. Allora, se si comincia dalla scuola e poi la scuola in collaborazione con la famiglia a fare questo lavoro, possiamo evitare di vedere sempre di più ragazzi che cercano i mega progetti, le mega professioni, e si può andare più nella direzione di quello che loro sono più portati. È un dato culturale, quindi, e quindi per risolvere questo dato culturale bisogna passare attraverso la formazione e l'educazione. Bravissimo professor Casonato, come sempre, anzi penso di invitarla più spesso perché dobbiamo accelerare, professor Casonato, però
con le persone che vogliono mettersi in gioco, perché così non possiamo più aspettare che qualcuno decida sopra le nostre teste quello che non ci interessa. Dobbiamo far capire quello che ci interessa. Abbiamo Mirella da Riese Piodecimo. Ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao e buongiorno suo ospite. Allora vorrei dire che mio figlio, quando ha finito le scuole, ha avuto il diploma, è andato a Opera Montegrappa a Unedi Fonte, che insegnano dei lavori da fare dietro quello che hai studiato. E lui adesso fa fresatori di macchine tensili. Aveva 16 anni che è cominciato e ne ha 42 ed è uno dei migliori dentro là. È come un dirigente, è come si interessa di tutto. Però bisogna che i ragazzi, quando hanno finito le scuole, che si trovano un lavoro importante, anche come elettricista, che mio figlio ha 2 amici che fanno gli elettricisti. Calma cara, sfruttamento di minore sotto i 16 anni, sì, hai voglia, mica più come una volta, è sfruttamento di minore. Grazie Mirella, grazie. Capisce, professor Casonato, che bisogna dire le cose come stanno. Pensi che anni fa io ho aiutato un ragazzino purtroppo su una famiglia con diversi problemi e questo ragazzino, una cosa che mi aveva colpito è che aveva un motorino vecchissimo e lo stava mettendo a posto. Ho detto, ma cos'è sta cosa stai facendo? Mi piace tanto, Mirella, fare il meccanico, e così inizio, provo, vedo, è la mia passione. Allora ho detto, guarda, facciamo così, quando hai terminato la scuola ti trovo un lavoretto e vedrai che così, parlo di 14 anni. Aveva 14 anni questo ragazzo. E allora, tramite anche qualcuno, mi sono messa in moto e abbiamo trovato questo lavoretto al pomeriggio. Sfruttamento di minore non si può. Ha dovuto tornarsene a casa, poveretto, depresso da morire, perché per lui aveva toccato il mondo con un cielo. Questa persona poi lo aveva intrigato subito. Capisce che non ci siamo proprio, professor Casonato? Io quando vado a trovare questi ragazzi, che l'ho detto prima, che stanno cercando di avere questi colori per uscire da queste stanze, con dei fisici incredibili e che sanno fare tutti quei lavori umili che lei dice giustamente i genitori non vogliono più che i loro figli facciano. Però vorrei citare anche quello che ha detto il procuratore Gratteri. Io prima di arrivare qua ho fatto il ciabattino, il meccanico, ho fatto di tutto e di più. E forse proprio grazie anche a questo meccanico che ho imparato e ho cercato di capire, sono riuscito a leggere delle carte che mi permettevano di capire che sotto c'era una truffa proprio perché capivo che questi pezzi di ricambio non potevano. Capisci che non ci siamo, che bisogna parlare a questi ragazzi di queste cose, non è detto perché tu inizi a fare questo che non ti serve un domani nella vita, ma se continuiamo ad avere genitori che difendono l'indifendibile, guai se mio figlio già a 5-6 anni si sporca, lo mandano a visitare le aziende agricole come i principini, che questo bambino ha paura addirittura di scendere dal pulmino per paura di sporcarsi. La mamma mi ha detto che non devo sporcarmi. Capisce? Non andiamo da nessuna parte, queste mamme che fanno di tutto e di più ma da sole, senza i bambini, tutte vestite con queste tute, bicicletta, a piedi. Dico, ma tuo figlio dov'è? Non vuole venire, perfetto, meraviglioso. Professore, cosa dobbiamo dire a questi, non a tutti, a quelli che ancora non riescono a capire che bisogna stare con i figli e accompagnarli in un percorso molto difficile? Prego. Ma io qui vorrei citare un piccolo episodio di un noto psicologo televisivo, diciamo, che a un certo punto, entrando in una casa, si è accorto che c'erano, anzi in un negozio di giocattoli, si è accorto che c'erano tutte palline, tipo palline di ping pong bucate. E incuriosito ha chiesto al commesso che cosa fossero queste palline bucate e lui ha detto che erano dei paraspigoli. Cioè, siccome in casa, angoli, per quanto riguarda porte, da tavole, mobiletti, eccetera, hanno sempre lo spigolo,
Mettendo lo spigolo il bambino piccolo non si sarebbe fatto male. E la battuta che ha fatto, secondo me è molto interessante: non comprate paraspigoli ma una scatola di cerotti. Si è perfino bloccato il professor Casonato, ecco, dicendo questo. Allora vediamo se riprende. Eccolo qua. È evidente che... Questo. Allora vediamo se... Eccolo qua. Sì, è evidente che noi non cresciamo, no? Se noi non facciamo fare al bambino le esperienze e anche le cadute, come fanno a imparare a risollevarsi? E invece pensiamo che questa sia una cosa da evitare in tutti i modi. Allora, c'è pericolo e pericolo, rischio e rischio, che non vuol dire che i genitori devono essere sprovveduti. Però l'eccesso di protezione non fa crescere. Io uso sempre questa espressione: dove non c'è rischio non c'è crescita. Se tu prepari sempre tutto e tutto è dentro in una campana di vetro, alla prima intemperie, quando vai fuori, resti malato, succede qualcosa. Quindi per prepararsi alla vita bisogna cominciare a fare in modo che i ragazzi facciano esperienze, e queste esperienze che devono fare fanno parte anche degli errori, dei rischi, delle cadute che sono necessarie alla crescita della vita. E per cui quanto più esperienze si fanno fin da piccoli. Altro che 16 anni, io ho cominciato a 11 anni a piantare chiodi sui bancali. Mio papà aveva già l'idea che io dovevo andare avanti, altro che sfruttamento di minore. E tutti gli anni, da quando ho avuto 11 anni, io un mese, 40 giorni, eccetera, sono sempre andato a lavorare, ho fatto anch'io il carrozziere, ho fatto tutto quello che a quel tempo serviva. Il problema è che adesso noi, non avendo, diciamo così, giovani che possono aver fatto questa esperienza anche a causa delle norme di legge, quindi questa sicurezza portata all'eccesso, impedisce ai ragazzi di sviluppare un senso di autonomia. Quindi come trovi l'autonomia se io ti dico sempre: sta attento, segui questa procedura, vai avanti per questa strada? A questo punto il ragazzo non è più autonomo, non diventa più autonomo e si siede sul divano. Allora che cosa possiamo fare? Sì, lavorare con tutti i genitori, ci sono alcuni che seguono bene e altri, come dici tu, che proteggono in continuazione. Io proprio a questi genitori direi attenzione a proteggere troppo. Perché dopo il problema è che nel momento in cui vuoi che il ragazzo diventi autonomo non lo diventa. Esatto. E quindi la conclusione è che bisogna fare in modo che quello che dal punto di vista educativo si può fare è anche accettare il rischio. Entrare nell'idea che una parte di rischio va vissuta. Mio figlio Giovanni ha 16 anni e non è stata una scelta facile, proprio perché nella scuola, diciamo così, in cui stava non si sentiva soddisfatto, gli ho fatto fare il semestre all'estero. E lì ha capito una cosa fondamentale, che vivere in una famiglia e poi andare a scuola, eccetera, significa affrontare il mondo in modo diverso. E questo rischio di essere fuori a distanza da tanti chilometri, perché era in Inghilterra, e a un certo punto ha dovuto imparare a vivere da solo in autonomia. E ecco, far fare queste esperienze, io ho fatto gli scout per tanti anni e l'esperienza scout può essere anche una di quelle esperienze che vita all'aria aperta, che attività manuali e pratiche, le varie specialità possono essere lei, un buon viatico per imparare a misurarsi a 360 gradi su tutte le proprie possibilità. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo portare una mia esperienza che ho fatto proprio domenica con mio nipote. Era dall'estate che suo fratello aveva rotto la bicicletta. È venuto qua, le ho chiesto: Cristian, mi aggiusti la bicicletta che tuo fratello ha rotto? Si è messo là con 2 sedie, un puff, ha fatto che l'ha appoggiata, la capovolta e l'ha appoggiata. Io non ci sarei arrivata e me l'ha aggiustata in 5 minuti, ma sono rimasta. È rimasta tutta l'estate là perché nessuno la aggiustava. È venuto lui domenica, gli ho chiesto e l'ha fatto. Poi si è preso il decespugliatore e mi ha tagliato l'erba. È proprio lui non rimane fermo. E suo nonno diceva: guarda che non ci faccia male. Stefano,
stai zitto, che te a 13 anni andavi a fare il panificatore. Allora bisogna abituarli da piccoli, non essere sempre presenti, perché sono rimasta là presente a guardarlo e è andato tutto bene. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie, una bella testimonianza, bisogna lasciarli fare, loro sanno, non è che non lo sa, bisogna intrigarli però, bisogna lasciarli anche soli, anche a sbagliare e anche a rialzarsi da soli, essere pronti nel momento che sono rialzati però, con qualcosa per andare avanti. Cosa dice il professor Casonato? Ma la mia domanda, oltre a rispondere anche alla Nadia, è proprio vero che ci sono questi bulli? O c'è qualcuno anche nella scuola che finge di non vedere e cosa si fa? Prego professore, non la sento. Di fargli fare delle piccole cose e vedere su che cosa si attivano e su che cosa maturano la loro passione anche. E faccio un'altra riflessione più in generale. Noi ultimamente abbiamo fatto corsi per verniciatori, corsi per meccanici, corsi per elettricisti, abbiamo saldatori, abbiamo fatto diversi corsi finanziati dalla Regione Veneto su questo tipo di figure professionali. E che cosa succede? Il problema non è tanto la competenza, cioè ciò che le persone devono imparare per fare il mestiere, e il problema vero è l'affidabilità. Cioè bisogna fare in modo che queste persone, faccio un esempio banale, se il lavoro inizia alle 8, arrivino alle 8, no alle 8:30. Se il lunedì e la domenica sono andati fuori e il lunedì arrivano alle 11 quando dovrebbero arrivare alle 8, c'è qualcosa che non va. Non è tanto quindi un problema del mestiere che sanno o non sanno fare, ma c'è un problema di affidabilità. Ecco perché questa affidabilità nasce in famiglia. La puntualità, il fatto di dover rispondere di un lavoro che è stato fatto, portare a termine le cose. Ecco, sono tutte esperienze che, se fatte anche in famiglia, fanno crescere la persona, sia nella volontà, sia nel carattere. Ma soprattutto, professore, poi le avevo chiesto anche di bulli, ma dopo le rifarò la domanda perché ho visto che non l'aveva sentita. Il problema è che questi ragazzi vogliono fare squadra. Allora io ho avuto dei ragazzi, dei studenti, uno in particolare ha detto questi sulla robotica. Questi miei amici stavano appunto facendo questo, io li guardavo da lontano ma non mi interessava, non era una cosa che mi prendeva. Poi un po' alla volta mi sono avvicinato così più che per guardare e invece ho dovuto ricredermi. Ho visto che c'era qualcosa che mi intrigava, che non avrei mai immaginato e sono convinta che questa cosa prima di tutto è stata la squadra. Ecco, lui si sentiva un po' escluso, anche se non era quello che a lui interessava, magari la robotica, però ha iniziato a guardare con occhi diversi questa squadra che lavorava, che andava d'accordo, che programmava, che creava e ha cominciato a guardare. Ecco, forse manca proprio questo, fare squadra. Loro lo stanno dicendo, professore, noi vogliamo fare squadra. Quando guardiamo questi comportamenti sopra le righe, c'è una squadra che si muove, non è uno solo. Loro hanno bisogno della squadra. Bisogna capire però che non devono essere loro a decidere in quale squadra, ma la squadra che ti offro io, prova a vederlo. Cosa dice il professor Casonato? Questo è un discorso estremamente importante che condivido al 100%. Noi a livello di formazione, diciamo così, usiamo questa espressione, ci piace l'alfabeto delle relazioni e delle emozioni e questa è una cosa che non bisogna dare per scontata e mi sento di dire che dovrebbe essere insegnata anche a scuola, perché è proprio il bullismo nasce da una mancanza di consapevolezza sostanzialmente del valore che può avere l'altra persona. Quindi siccome tu sei insicuro, che cosa fai? Te la prendi col più debole. Se invece impari che tu hai un potenziale e hai la tua originalità, che di là ci sono dei compagni che hanno un potenziale nella loro originalità e la metti assieme all'interno di un contesto di relazione, a questo punto diventa fondamentale sapere che la relazione e il gestire le proprie emozioni, una volta che si è imparato l'alfabeto di base, elimina anche il bullismo e anche cyberbullismo, perché adesso noi stiamo facendo dei corsi proprio anche su questo
pensare di quanto i ragazzini danno valore a un like o a un mi piace che viene dato o non dato, o rispetto a un'attività che viene svolta, ha un impatto psicologico che è importante. Ecco perché secondo me sui vari versanti, sia scolastico sia extrascolastico, con il sistema digitale, e potrei raccontare diversi episodi che mi sono capitati all'interno della scuola quando ero dirigente, su quanto, diciamo così, sia difficile contenere il fenomeno internet e social per evitare che facciano del male alle persone. Però credo che dover insegnare la relazione, le emozioni e come ci si commette in un contesto per fare squadra, come dicevi tu Mirella, sia necessario, sempre più necessario. Professore, le ho chiesto, lei non mi aveva sentito perché la voce arriva in ritardo, che ci racconti un episodio perché noi siamo curiosi. Ci racconti un episodio? Allora, vi racconto questo episodio. Praticamente mi arriva un genitore dove insieme allo studente è accusato di aver usato espressioni razziste, ma pesanti, proprio volgari, ragazzetto, stiamo parlando di un ragazzetto di 12 anni, nei confronti di una sua compagna che era di origini albanesi. E di fronte a questa reazione così arriva al mio tavolo, diciamo così, la situazione, e io cerco di capire che cosa è successo, e lì sono rimasto parecchio deluso, devo dire la verità, perché il ragazzo mi dice: ah no, io la mia password di Facebook la regalo a tutti, la do a tutti, quindi non sono stato io. E il genitore che dice: beh, se è così io ci credo a mio figlio. E io gli dico: sì, supponiamo che il ragazzo non sia stato, ma la password e la responsabilità rimane sua, e non sua dello studente, sua di genitore, gli ho detto, perché suo figlio nel momento in cui concede la password ad altri comunque è responsabile di quello che viene scritto. E diciamo così, io sono intervenuto col genitore dicendo: guardi, questa cosa non si deve ripetere più, e il profilo Facebook di suo figlio deve essere controllato dal genitore, perché a 12 anni, a parte che non so neanche se dal punto di vista legale era possibile, ma siccome sappiamo che queste cose succedono, io però sono intervenuto duramente, dopodiché ho preso la ragazzina, e lì, devo dire la verità, è veramente... cioè lavorare, no, con dei ragazzini, delle ragazzine che sono state così offese e umiliate, aveva gli occhi bassi, mi guardava, e io ho cercato di dire: guarda, la scuola è tutta dalla tua parte, stai tranquilla, e se la cosa si ripete mi devi avvisare immediatamente. Ecco, quindi l'intervento degli adulti in queste situazioni non può essere di copertura. Il genitore deve assumersi le responsabilità, preoccuparsi di quello che è successo e convincere il figlio a chiedere scusa, a fare in modo che, anche se non è stato lui, e il dubbio mi resta, debba chiedere scusa, perché la responsabilità resta in capo a lui, e alla fine la ragazza può recuperare quella dimensione di relazione che dicevamo prima, perché a livello emotivo e a livello di relazione, se questo compagno ha capito di aver sbagliato, eccetera, possono far creare una nuova situazione positiva anche all'interno della classe. Se però i genitori coprono, questo diventa difficile. Purtroppo è questo il grave problema, professor Casonato, che io non riesco a capire, perché questo ragazzino si sente protetto e perciò mi è andata bene questa volta, provo un'altra volta, chissà che mi vada bene anche la prossima volta. Se invece la prima volta, come dice lei, questo genitore si impone, guarda suo figlio negli occhi e gli dice: guarda che non esiste, e invece non è così. E il problema è che questi ragazzi poi creano problemi a tutta la società, creano problemi alla scuola. Ma quello che mi preoccupa, mi dica se è vero, professore, lei che, come piace a Mirella, ha il coraggio di toccare le cose con mano e di evidenziare i problemi. Allora, mi dicono questi ragazzi con i quali parlo, anche quelli sopra le righe, che a scuola tutto sommato non c'è problema. Loro si comportano
perché sanno di essere osservati e magari anche controllati. Il problema è quando escono, mi dicono. Ecco, loro si messaggiano in qualche maniera e ci dicono poi i conti li facciamo all'angolo. Non si sa quale angolo perché ne scelgono uno, ci troviamo là. Voi siete in grado di intercettare queste occhiate, questi movimenti, perché questo fanno, E lo facevamo anche noi, professore, quando avevamo qualcosa che non andava, l'occhio, se guardi gli occhi vedi subito l'espressione e dove vuole arrivare. E mi dicono che ci sono delle situazioni, glielo dico professore, molto pericolose. Stai attento perché guarda che vengo a trovarti a casa tua, con i miei. Allora professore, siccome la Mirella viene a sapere queste cose, ma penso che le sappiate anche voi, c'è qualcosa che dobbiamo fare per prevenire prima di curare, perché anche la cura non è delle migliori? Questi ragazzi poi alla fine vanno a finire in carcere perché a 18 anni le pagano tutte, ma nessuno glielo dice, loro pensano che non succeda niente. La casa mi protegge, il genitore mi protegge, ho soldi, mi prendo l'avvocato, ma alla fine a 18 anni le paghi tutti. Cosa si può fare per prevenire proprio con la formazione, con la squadra, con la scuola? Perché se la famiglia non c'è, è inutile che continuiamo a dire la famiglia, ma se non c'è, cosa facciamo? Lo lasciamo? Prego, professor Casamato. Ma per quanto scalcagnata la famiglia resta un punto di riferimento, al punto che dico che se la famiglia, e a me è capitato il caso di una bambina che aveva la madre sotto psicofarmaci e il padre che non gliene fregava niente perché si era separato dalla moglie, e lì in quel caso una famiglia d'appoggio, affidataria eccetera, bisogna trovarla. Quindi una famiglia, per quanto diciamo così possa essere imperfetta, è sempre bene avere un punto di riferimento come scuola. Ma qui solleva un altro problema che mi è capitato e che di difficile soluzione, un po' complesso. Ciò che avviene fuori dall'orario scolastico riguarda la scuola. Professore, fermo perché c'è una telefonata, se no mi cade la linea, ma poi continuiamo. Vittorio da Arcugnano. Ciao Vittorio. Mirella, buongiorno. Vai proprio come un treno, mi piace la tua trasmissione. Grazie. Ascolta, molte cose si sono rovinate da quando hanno presso la scuola di avviamento professionale, capito? Lì. E dopo abbiamo la politica che rovina anche i giovani, sempre scioperi. Un'osservazione a un ragazzo non la si può fare, calci nel sedere, prima i genitori e poi i ragazzi, capito? Abbiamo i professori che devono subire un ragazzino di 12-13 anni, ma come si fa? Capito? Io ho fatto il Boy Scout fino a 25 anni, ne ho 84, ma sai quanto è stato bello? Capito? Mirella, io sono per mali estremi rimedi, capito? E i professori bisogna tutelarli. Allora tu ti permetti di mettere le mani addosso a un professore che è il secondo genitore? Bene, tu a scuola in Italia non ci vai più. Come negli ospedali, picchi un medico, tu in Italia non vieni curato, capito? È la politica, e i sindacati che io li odio, capito? Ecco. Grazie, buon lavoro Mirella. Mi saluti il professore lì che è troppo simpatico. Hai visto? Grazie Vittorio, Grazie. Non ho più scuola Vittorio, più cultura. Non più scuola invece. Prego professor Casamato, mi scusi se l'ho interrotto, ma è arrivata la telefonata di Vittorio, prego. Qui mi viene da dire che le punizioni corporali ormai sono diventate una cosa, diciamo così, difficile da sostenere dal punto di vista della legge. La legge è arrivata al principio che anche lì non si tocca. Ma volevo tornare un attimo sul discorso di prima. Se un evento succede al di fuori dell'attività scolastica, cosa deve fare la scuola? È responsabilità della scuola? Perché il caso che raccontavo prima era successo fuori dall'attività scolastica. Allora la mia risposta è questa.
questa: se le relazioni vengono, diciamo così, peggiorate all'interno della classe a causa di quello che è successo fuori, è un problema anche della scuola. Quindi, anche se non è una responsabilità di quello che è successo, ma è una dinamica di cui la scuola deve tenerne conto. Allora, se deve tenerne conto, il problema è in che modo? E torno sull'idea di prima, l'alfabeto delle relazioni e delle emozioni. Per cui anche qui io sostengo in termini, come ti chiedevi prima, preventivi, oltre che educativi, in termini preventivi è necessario fare in modo che le situazioni che si creano all'interno della scuola o al di fuori della scuola devono essere gestite proprio con una formazione specifica a questo. Ci devono essere delle attività specifiche sul sistema di relazioni. A me è capitato in una classe, tanto per fare un esempio pratico, che i ragazzi erano stati preparati con delle attività formative da una psicologa all'interno della scuola che poi gestivano le riunioni in autonomia in modo assolutamente ordinato. E in una classe analoga, sempre una seconda, dove questa cosa non era stata fatta, c'era il caos. Quindi che cosa voglio dire? Che i processi educativi che riguardano il sistema di relazione, il sistema di affettività, vanno in qualche modo incoraggiati all'interno della scuola, oserei dire in modo obbligatorio, perché in questo modo fanno emergere anche ciò che viene al di fuori, ma che influenza le relazioni all'interno della scuola e della classe. Ecco che la conclusione è: lavoriamo come scuola e come famiglia molto sull'aspetto delle relazioni, quindi arrivo a dire anche che i genitori devono andare a scuola. E ci sono delle iniziative che sono state fatte anche su questo tema qua, e devo dire anche con una certa adesione e un certo interesse. Il problema è avere una progettualità complessiva che porti a credere in questa convinzione che senza la relazione e la gestione delle emozioni il bullismo prolifera e gli atti di violenza eccetera purtroppo continuano a esserci. Senta, professor Casonato, un'altra cosa che mi sono accorta è che tantissimi ragazzi non sanno scrivere. Cioè mi scrivono dei bigliettini, io dico: ragazzi, ma no, non so, ma cosa avete scritto? Ma come si può scrivere così male? Io non riesco a leggere niente. Oppure scrivono tutto maiuscolo, tutto maiuscolo. Sarebbe il caso anche di fare una formazione magari per chi vuole imparare a scrivere, perché mi sembra che anche qui nel nostro territorio non lontano ci siano, ecco, delle scuole dove insegnano proprio questo, la scrittura, saper scrivere, come posizionarsi quando si scrive, come tenere la penna. E mi sembra che ci siano anche dei ragazzi che vanno, ecco, per imparare. Possibile che noi non riusciamo mai a copiare le cose che funzionano? Ne prendiamo 4, a me vanno bene anche 4, anche 3, anche 2, se vogliono imparare. Ma perché ci sono tantissime cose? E questo vuol dire che questi ragazzi sono intrigati da 1000 cose, da 1000. Hanno un ventaglio enorme. Ma vogliamo aprire questo ventaglio o vogliamo tenerlo chiuso, professor Casonato? Cosa vede lei? Cosa la preoccupa di più? Io parto da una testimonianza che è quella di mia moglie Stefania, che insegna nella scuola media lettere, e che mi dice che quando prende in prima media i ragazzini delle superiori, in alcune situazioni, ma sempre più frequenti, non sanno scrivere, nel senso che non sanno fare un tema, perché probabilmente, io l'ho visto anche in altri contesti, si fanno tante schedine, cioè l'insegnamento della scrittura eccetera viene a scapito delle schedine dove vai a verificare le conoscenze. E faccio un punto di domanda perché si parla di alcune situazioni, però credo che sia importante. Io purtroppo sono vecchio e quindi dico: a me facevano scrivere i pensierini, i temini, e dovevo scrivere, e alla fine poco o tanto una frase di senso compiuto la scrivevo. E invece adesso sembra che, siccome la conoscenza è quella di mettere delle crocette, si scrive di meno. Ecco, io invito, ci sono già tante maestre che lo fanno, e aggiungo a quelle che invece sono abituate a fare schede, di ripristinare un po' questa idea di scrivere temini, pensierini eccetera, perché sennò dopo, come dici tu, perché devo fare un corso di scrittura quando è la scuola che è deputata a fare questa cosa? Cioè, sì, va bene, se vogliamo l'esperto, si fanno adesso corsi sullo storytelling, però la cosa importante, quindi anche con strumenti moderni, però la cosa importante è
giorno dopo giorno all'interno della scuola fanno in modo che elaborino il pensiero attraverso una scrittura sia di pensieri che di temi, perché questo secondo me è quello che nella scuola oggi si può fare un po' meglio di quello che ho sentito si possa fare, diciamo così, e si può fare rispetto a quello che già succede, insomma, ecco. Professor Casonato, come ci saluta? Beh, vi saluto con una frase, diciamo così, che mi è cara, no? Sarebbe bello che tutti sentissero il bisogno di valorizzare i talenti dei ragazzi e quindi your talent our mission si dice in inglese, qui il tuo talento è la mia missione. Se ci si appropria di questa cosa, gli aspetti educativi e formativi diventano una conseguenza. Quindi auguro a tutti di cercare la propria strada, il proprio talento e di valorizzarlo, quindi di intraprendere il viaggio del talento. Grazie, veramente grazie al professor Giordano Casonato, dirigente scolastico, soprattutto nella formazione, di essere stato con noi. Ci sentiamo presto, professor Casonato, e vediamo noi di andare avanti, perché bisogna fare così, bisogna accelerare, andare avanti. Buon lavoro professore, anche a sua moglie, grazie, grazie, pubblicità. Con vero piacere che accogliamo questa mattina il professor Giuseppe Ortoleva, storico, siamo collegati con Siracusa. Buongiorno professore, grazie di essere qui. Allora professore, intanto spieghiamo di cosa si occupa e cosa vede, ecco, dal suo veramente importante osservatorio, specialmente da questa bellissima isola, cosa sta succedendo, ecco, la storia, si parla sempre della storia, ma quale storia? Bisogna vedere da che punto di vista e con quali occhi e orecchi ascolti la storia. Prego, professor Ortoleva. Ci sono tanti modi di ascoltare la storia, naturalmente, perché in ogni momento si intrecciano tante tendenze, alcune immediate, di attualità, di stretta attualità, altre invece che vengono più da lontano e magari ci portano più lontano. Quindi se ne avete voglia, oggi mi piacerebbe parlare di qualcosa a cui non si presta sufficiente attenzione generalmente, quindi non parlo di politica oggi, ma parlo di qualcosa che riguarda noi e la nostra società. Per esempio, il fatto che la vita media, la durata, l'attesa di vita media si sta molto allungando, e questo è un fatto che ha una serie di conseguenze anche importanti, anche economiche, eccetera, ma non solo, che sembra che non ce ne accontentiamo mai di questo fatto che la vita media si allunga, di questo fatto che sostanzialmente la durata di vita, che una volta era per moltissimi pochi decenni e comunque ai 100 anni ci arrivavano veramente quasi nessuno, adesso invece ci ha portato a essere un paese con molti ultracentenari, essere un paese con una attesa di vita sia per i maschi che per le femmine ben oltre gli 80 anni. Ma non ci accontentiamo, ma molti vogliono di più, ma si parla di vivere fino a 120 anni, si parla di vivere sempre di più, e perché no, qualcuno comincia a pensare all'immortalità possibile. E questo è un fenomeno molto significativo, tanto più che tra quelli più ossessionati da questo problema ci sono i potenti della terra, e soprattutto alcuni potenti della terra. Qualche tempo fa, per l'esattezza se non sbaglio il 2 settembre, c'era l'incontro a Pechino tra i potenti amici della Cina, e sono stati catturati, forse involontariamente, Putin e Xi Jinping, che parlavano, Xi Jinping ormai di arrivare a vivere fino a 150 anni, perché secondo lui a 70 anni si è ancora bambini, e Putin della possibilità di arrivare, perché no, all'immortalità a furia di trapianti di organi. Ma ci sono libri che vendono intitolati Vivere fino a 120 anni e così via.
Perché questa ossessione di vivere il più a lungo possibile? Ma professor Ortoleva, mi scusi, faccio una parentesi. Io non sono una grande della terra e neanche non mi interessa di diventarlo. Però a dire il vero, io sarei per i 150 anni, anche 200, professore. Sto così bene qua, cerco di aiutare la società, cerco di dare il mio contributo e saluto e ringrazio veramente, dico grazie al professor Antonio Rosato, direttore scientifico Istituto Oncologico Veneto. Buongiorno professor Rosato, che piacere rivederla, è un pezzo che non ci sentiamo. Cosa ne pensa Mariella, professor Rosato di quello che ha telespettatori, detto? scusate il ritardo. No, tranquillo professor Rosato, cosa ne pensa di quello che ha detto, non so se ha sentito il professor Ortoleva, ecco questa voglia di arrivare a di questi potenti della terra, anch'io mi sono messi in mezzo, anche se non sono potente, io sto così bene qua anche con 1000 problemi, ma io sto bene, spero sempre in salute. Cosa ne pensa? Perché è bello questo dibattito con la storia e la salute. Devo dire che la disamina è stata precisissima, mi verrebbe da dire che è un po' il sogno dell'immortalità o comunque di una vita lunga, in realtà ha permeato la società un po' tutti, insomma, da secoli, da millenni fondamentalmente. Se pensate al mito di Gilgamesh, il mitico re di Uruk, insomma, che appunto aspirava a questo. E un problema fondamentale è la qualità di vita, cioè perché se il problema è semplicemente sopravvivere secondo le funzioni fisiologiche, questo forse lascia il tempo che trova. Se la qualità di vita va di pari passo con l'allungamento, è tutt'altro concetto, tutt'altro discorso, perché questo è un problema ad esempio che si sente moltissimo in oncologia, cioè nel senso che si può in molte branche della medicina, insomma, si può estremizzare o cercare di portare sempre più avanti, diciamo, la lotta al tumore o la lotta alla malattia sottostante, però questo deve essere sempre bilanciato dall'assicurare al paziente una adeguata qualità di vita, perché se a un certo punto il bilanciamento si sposta verso qualcosa di insopportabile, bisogna fare probabilmente anche degli altri ragionamenti. Quindi è un discorso che quindi deve partire, va benissimo perché sono chiaramente mutate le condizioni generali di vita, siamo migliorati, banalmente poi magari qualche telespettatore potrà non essere d'accordo, ma se pensate che si ritiene da un punto di vista scientifico che nell'ultimo secolo 30 anni di vita acquistati dalla media dei 50 anni di vita media che si poteva avere all'inizio del secolo precedente agli 80 e passa, come citato dal collega, attuali, questi 30 anni sono verosimilmente legati ad esempio alle vaccinazioni che hanno eliminato delle cause di mortalità su base infettiva che assolutamente mietevano o contribuivano a mietere tantissime vittime, insomma, in un passato neanche così lontano. Quindi sì, è un discorso a tutti, penso, a me anche, insomma, condivido quello che ha detto Mirella un po' scherzosamente, sarebbe bello sicuramente avere a disposizione un adeguato numero ancora di anni davanti a noi, però ripeto va fatto un ragionamento molto serio sulla qualità di vita e quindi ho fatto un ragionamento su come si arriva alla vecchiaia e dove la prevenzione o lo stile di vita va impostato molto precocemente, un buono stile di vita sano che preveda piccole regole che tutti noi sappiamo o abbiamo sentito tante volte ma che poi faticosamente o molto difficilmente riusciamo a mettere in atto. Il moto, camminare, muoversi, l'interazione con le persone, la socialità è un elemento critico per mantenere fresco il cervello, ad esempio, uno stile, insomma, mangiare bene, mangiare relativamente poco, cibi sani, sono piccole regole che, ripeto, credo appartengono ormai all'immaginario collettivo che tutti noi conosciamo, ma che poi nella pratica facciamo fatica a mettere appunto in pratica e a realizzare, perché questi sono elementi critici per proseguire bene la propria esistenza, per proseguirla in salute
e per arrivare quindi a un'età avanzata in cui appunto si sia pienamente ancora in possesso sia delle forze fisiche ma soprattutto anche di quelle mentali. Guardate che è un grossissimo problema che sicuramente impatterà sull'ambito sociale e lo sta già facendo, perché la cronicizzazione ovviamente ha costi devastanti per il servizio sanitario, e più andremo verso questo trend, più riusciremo a far sopravvivere i nostri magari pazienti o quant'altro, più questi aspetti, più l'età avanza, ovviamente più problemi proprio anche di natura economica si vengono a realizzare. Quindi bisogna veramente ragionare su reimpostare gli stili di vita per far sì che soprattutto le generazioni più giovani attuali arrivino ad essere prospetticamente delle generazioni in buona salute, in buone condizioni fisiche, in buone condizioni mentali. Questo per poter assicurare quella sanità universale a cui tutti noi auspichiamo, ma effettivamente quando queste necessità sono effettivamente presenti, reali, cioè quando c'è la malattia, mentre tante altre condizioni possono essere prevenute. Grazie professore Rosato, veramente molto chiaro. Allora sentiamo come commenta il professor Ortoleva quello che ha detto il professor Rosato. Dunque, il professor Rosato ha assolutamente ragione se ci mettiamo dal punto di vista della persona che invecchia e che vuole invecchiare bene, che vuole invecchiare a lungo e bene. Se però allarghiamo un po' lo sguardo, io vedo due tipi di problema. Il primo tipo di problema sono i costi per la società nel suo insieme di una vita così prolungata. Cioè, se le persone continuano ad andare in pensione a 65 anni, 67, quello che è, o addirittura in Francia fanno enormi scioperi per andarci ancora prima e così via, e poi durano sempre di più verso i 90-95, questo significa che c'è qualcuno che deve sostenere queste spese di decenni di vita possibilmente sanissima di queste persone, a parte la cronicizzazione che è un costo in sé, ma anche se fosse sanissima qualcuno deve sostenere queste spese. Se le persone, come diceva Xi Jinping, a 70 anni sono ragazzi, che mi sembra una scemenza comunque, io ne ho 77 e so che non lo sono, ma se le persone a 70 anni sono ragazzi, questo però che cosa vuol dire? Vuol dire che l'età pensionabile, invece di difenderla a tutti i costi, la dilazioniamo per rendere possibile il fatto che queste persone siano socialmente sostenute? E questa è una prima domanda che non è da poco, perché va bene voler vivere il più a lungo possibile, ma è una società complessiva che deve mantenere queste persone, soprattutto da un certo momento della loro vita in poi. Da quale momento, in quali condizioni, con quali costi. E poi c'è un'altra questione che mi interessa molto. Questa è una società che vuole vivere sempre più a lungo e fa sempre meno figli. Fa sempre meno figli perché in tutto il mondo, esclusa l'Africa, la natalità è in diminuzione per una serie di motivi che non possiamo andare qui a discutere, ma comunque è in diminuzione. Quindi questa società che è così attaccata alla propria vita, o perlomeno dove tanti sono così attaccati alla propria vita, comprensibilmente perché la paura della morte c'è sempre stata naturalmente, ma così attaccata alla propria vita non dà tanta vita alle generazioni future, non genera, non si preoccupa troppo del futuro delle prossime generazioni. Cioè io temo un elemento fortemente egoistico in questa ossessione di invecchiare il meglio e il più possibile, se non si ragiona anche sul resto, cioè su chi verrà, perché l'umanità come specie si conserva anche attraverso la generazione di nuove generazioni, per l'appunto. Quindi c'è questo elemento che a me pare un po' egoistico e un po' triste in questa ossessione dell'invecchiare, che non è congiunta con la volontà di dare vite alle generazioni future.
Ha ragione professore, però in parte, poi vorrei sentire anche il professor Rosato, io penso che però bisogna cambiare anche le regole del gioco. Noi mandavamo anni fa in pensione i quarantenni. Noi abbiamo dei pensionati che, basta vedere anche le persone che sono rientrate negli ospedali che erano andate in pensione, che tutto sommato in pensione non stanno così bene. Non è che forse dobbiamo cercare di intrigare di più queste persone? Non farai più quel lavoro, ma puoi trovartene un altro, puoi cercare di renderti utile lo stesso. Io sento tantissime persone che dicono: ah, quando andrò in pensione farò 1500 cose, non vedo l'ora, poi li trovo a casa che non fanno più niente, fanno a fare 2 giri, il terzo sono già a casa. Professor Rosato, non è che dobbiamo cambiare un po' le regole del gioco, visto che la scienza, la ricerca, la tecnologia, adesso poi l'intelligenza artificiale, ecco, naturalmente con l'etica sempre a fianco, può dimostrare che si può vivere più a lungo, anche bene, però anche aiutandoci, cercando di renderci utile. Non è possibile che l'Europa dica che siamo anziani a 50 anni e poi ci dà la pensione a 70, per dire. Qua abbiamo cambiato le regole del gioco, noi abbiamo i novantenni che fanno l'università. Cioè, dobbiamo vedere da varie angolazioni questa vita, questi tumori che si cercano di combattere, molti si sono vinti, le leucemie, la donazione degli organi. C'è una crescita sempre in positivo. Prego, professor Rosato. Sì, Mirella, lei dovrebbe organizzare una seduta di una settimana per riuscire anche minimamente a scalfire questi argomenti che sono effettivamente di una complessità enorme, perché il professor Ortoleva ha sicuramente ragione dicendo che può esserci anche una componente di tipo così egoistico. Però anche effettivamente sono tante considerazioni che si possono fare. Se banalmente pensate se io ripenso ai miei genitori semplicemente o ai miei nonni, quindi al secolo scorso, il concetto di morte, ad esempio, era qualcosa che era assolutamente insito nelle famiglie, cioè i bambini si trovavano spesso a vedere la morte dei nonni, o insomma famiglie patriarcali o altri magari anche di fratelli, perché le condizioni erano quelle che erano. Oggigiorno il concetto di morte è totalmente scotomizzato, è totalmente tabù. Tutti noi ragioniamo su appunto solamente in senso prospettico, come si diceva prima, di riuscire magari a vivere fino a 150 anni o anche di più, ma è un problema che non si vuole affrontare. Un grosso problema che io vedo, soprattutto in questo paese, è che sembra che da tantissimi anni, non voglio dire sempre, però la parola programmazione sembra inesistente nel nostro vocabolario, nel senso che i trend si conoscono a livello statistico di crescita dell'età della popolazione e quindi anche le esigenze che prospetticamente si stanno rendendo necessarie e tutto il resto si conoscono da tanti anni. Questo vale, non so, per la programmazione dell'accesso alle facoltà di medicina o del personale sanitario, eppure non si fa mai a sufficienza per calare queste conoscenze in una programmazione che poi possa tener conto di questi aspetti, di questi andamenti. A volte potrebbero bastare piccoli interventi, ci lamentiamo appunto della denatalità, che è un trend effettivamente, come diceva il professor Ortoleva, abbastanza trasversale, quantomeno nelle società avanzate, però appunto l'accesso al lavoro è sempre più avanti. Quel po' di sicurezza che è affidato ad un contratto a tempo indeterminato fa sì che sempre di più le donne arrivino alla prima gravidanza ben oltre i 30 anni, ovviamente. Non trovano sicuramente nell'ambito né del privato dove possono lavorare o del pubblico
semplici ausili, semplici sostegni, come potrebbero essere ad esempio l'asilo nido all'interno della struttura in cui si opera. Uno potrebbe, invece che stare a prendersi un anno variamente, insomma, tra pre e post periodo di gravidanza per accudire al proprio figliolo, se si potesse contare su dei servizi interni alla struttura lavorativa, uno potrebbe ritornare al lavoro e essere operativo in pochissimo tempo, effettivamente, con la certezza che può scendere le scale o salirle, insomma, e andare al nido e trovare il proprio bambino o la propria bambina e poterla seguire, allattare, tutto quello che serve, cioè un contorno di cambiamenti, come diceva Mirella, che potrebbero con investimenti tutto sommato minimi modificare realmente la realtà. Poi l'altro aspetto fondamentale che toccava il dottor Ortoleva, che era il professor Ortoleva, era quello appunto di chi manterrà le generazioni future, se appunto le generazioni attuali, se dovessimo spostarci tanto avanti. Anche qui è un problema, per certi versi sembra quasi insolubile, perché se non diamo accesso al lavoro e quindi al versamento contributivo dei più giovani, i più vecchi sono costretti ovviamente a procrastinare progressivamente sempre di più l'età pensionabile. Però insomma a 70 anni possiamo discuterne, e io sono assolutamente d'accordo con il dottor Ortoleva, forse una certa spinta emotiva anche in ambito lavorativo, insomma onestamente dopo 40 o più anni di lavoro credo ormai sia cessata, non ci si possa contare, quindi è un trascinarsi, non è sicuramente una forma attiva che sia di grande impatto, di grande ausilio per quanto riguarda sia l'ambito privato che pubblico, insomma. Quindi problematiche molto complesse, che poi cozzano, e poi mi taccio, insomma, cozzano anche con altre considerazioni. È stato citato appunto fino a un tot di anni fa si riusciva ad andare in pensione con pochissimo e con il regime retributivo, e poi dall'oggi al domani si è passati solo al regime contributivo e con un incremento enorme. Allora forse alcuni interventi di perequazione, cioè nel senso che anche le generazioni future hanno diritto ovviamente a poter maturare una speranza per la loro vecchiaia, e questo per me implicherebbe che ci si mettesse intorno a un tavolo a discutere assieme se valga solo ed esclusivamente il concetto dei diritti acquisiti, o se invece per il bene comune non si debba fare qualche ragionamento per cui chi ha avuto tanto in progresso non ridistribuisca parte di quello che ha avuto anche per le generazioni future, questo in modo tale da dare appunto un briciolo di speranza per chi comincia ad esempio a lavorare o a versare dei contributi a 35 o magari anche 40 anni. Sono realtà assolutamente reali che implicano che poi debba arrivare minimo a 70 anni, perché poi fra pochi anni, dai 67 anni di età pensionabile, passeremo senz'altro ai 70 anni, ma dove ovviamente comunque non saranno neanche minimamente stati raggiunti i minimi contributi, diciamo una quota molto ridotta, che poi porterà anche delle pensioni assolutamente insufficienti. Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto. Adesso sentiamo anche il professor Ortoleva, però la ringrazio per aver fatto anche veramente questo specchio e questo rovescio della medaglia di chi eravamo, cosa abbiamo fatto e quello che ci ritroviamo adesso. Però professor Ortoleva, la mia domanda è anche questa, però la storia insegna questo diversamente giovane che una volta, oltre a lavorare tantissimo, dava il suo tempo al volontariato. Si avvicinava ad aiutare le persone. La storia insegna, noi vediamo i volontari che abbiamo, compresa la sottoscritta, 80, 75, 60, ma quella grosso modo è l'età che vedo anche le altre associazioni. Perché c'era questa voglia di aiutare, nonostante acciacchi, problemi, perché tutti li hanno, inutile che ce la raccontiamo. Eppure c'era questa voglia di aiutare, di mettersi in gioco. Adesso purtroppo non succede così, ma non per causa di queste persone che non vogliono più fare,
perché noi abbiamo tanti mezzi, tante possibilità, ma siamo chiusi. Siamo chiusi, adesso poi ci fanno i cubi. Ieri diceva il professor Montecchio, non abbiamo più le casette belle, entriamo nei cubi, forse li hanno copiati, diceva, dai capannoni, dai magazzini, ci mettono dentro nei cubi. Però da questi cubi è faticoso uscire, ho acciacchi, nessuno mi viene a prendere, ho la casa che non ha l'ascensore, devo fare le scale, non ce la faccio, però mi sento viva, vorrei partecipare. Ma cosa ha insegnato la storia se ci ritroviamo una solitudine pazzesca che riguarda queste figure che potrebbero continuare anche un percorso molto più tranquillo, più salutare, e invece ci giriamo dall'altra parte? Cosa ha insegnato la storia, professor Ortoleva? Allora, io non sarei così pessimista sul volontariato, perché il volontariato in Italia esiste e coinvolge moltissime persone in ambito cattolico, in ambito laico, eccetera. Quindi persone che il loro tempo, diciamo, in più cercano di usarlo in modo utile, continuano a essercene tantissime. Però il problema, secondo me, non è soltanto quello del volontariato in sé, ma anche quello che ci sta dietro. Faccio un discorso molto semplice. Per moltissime persone ancora adesso, ma per molte di più in precedenza, quando si parlava dell'immortalità non si parlava dell'immortalità del corpo, si parlava dell'immortalità dell'anima, cioè esisteva una mentalità diffusa che tra l'altro il professor Rosato parlava prima dei bambini che vedevano morire il nonno o il fratello, eccetera. Che cosa gli si diceva, magari seriamente, magari solo per tenerli buoni? È andato in cielo. Cioè sostanzialmente c'era una rassicurazione sulla durata della vita di fronte alla paura della morte, che era: tu come singola persona durerai solo alcuni decenni, ma poi c'è qualcos'altro, c'è per esempio l'immortalità, una parte dell'immortalità dell'anima. Io non sono credente, però comunque è stato un elemento fondamentale della nostra vita sociale e per molti lo è tuttora. E molti che fanno volontariato sono premiati anche da questo, dall'idea che al di là della loro vita personale c'è una vita, diciamo pure, dell'anima, per cui quello che è immortale veramente, quello che conterà per un futuro anche dopo che saranno morti, è quello che hanno fatto di buono nella loro esistenza. Ripeto, non è il mio modo di pensare, ma è un modo di pensare che ha funzionato per tantissimo tempo e che ha anche favorito il rapporto tra le generazioni, nel senso che io me ne andrò, da una parte spero la mia anima sarà comunque immortale e magari andrà dalla parte giusta e non dalla parte sbagliata nel giudizio finale, ma poi c'era anche un'altra cosa che per me è quella che più colpisce, cioè in molti casi, in ogni modo, c'era il senso che la propria vita continuava in quella delle generazioni successive. Anche qui con un patto di scambio, io ti trasmetto l'eredità, quello che ho potuto fare per te nella vita, e tu onorerai la mia memoria. Una parte, secondo me, della tristezza che si collega a questo desiderio di vivere il più a lungo possibile a tutti i costi, deriva dalla sensazione che poi, quando uno è morto, sarà finito tutto. Al di là dell'immortalità dell'anima, che è un discorso di fede, le generazioni successive non si prenderanno cura delle generazioni precedenti in forma di memoria e così via. Uno dei fatti più impressionanti della società contemporanea, su cui guardando storicamente sono rimasto più colpito, è che negli ultimi 40-50 anni la cura della memoria dei morti, che è stata
per millenni un elemento importantissimo della vita sociale, ha cominciato a ridursi e i cimiteri si cerca poi sempre meno di seppellire le persone. Io non ho niente contro la cremazione, però a volte la cremazione, poi spargimento delle ceneri eccetera, è un modo di disfarsi della memoria. E poi in generale il credere nella possibilità di mantenere in vita la memoria di qualcuno attraverso appunto i riti funebri, ma poi l'onore ai morti, usiamo pure questo termine, e sta molto riducendosi. Questo ha a che fare più di quanto sembri con la questione posta sul volontariato, perché in molti casi il volontariato è gratuito e deve essere gratuito, ma ha dei compensi sottili nell'essere ricordati come una persona buona e benefica, nell'immortalità si spera dell'anima. La ringrazio anche di quello che ha detto, perché condivido anche le sue riflessioni. Professor Rosato, come ci saluta e cosa vuole dire a questa grande famiglia di Sveglia Veneti? Prego. Beh, oggi è il giorno corretto, è il 1° di ottobre, ottobre è il mese dedicato al mese rosa, insomma, dedicato al cancro al seno, quindi insomma torno un po' nel mio alveo naturale, diciamo, nel mio settore, insomma, e quindi vorrei lanciare comunque o lasciare qualche riflessione di speranza, innanzitutto perché soprattutto in ambito oncologico, che è ciò di cui ci occupiamo ovviamente all'Istituto Oncologico Veneto, un ambito appunto speranza, perché la ricerca sta andando avanti, la ricerca costantemente produce e permette, diciamo, l'accesso a nuovi farmaci. Nello caso specifico proprio del tumore, ad esempio la mammella, che sicuramente è il tumore più frequente, quantomeno nella genere femminile, ma non solo, insomma. Quindi un grosso problema sociale, proprio i risultati degli ultimissimi anni, l'introduzione di nuovi farmaci o per certi versi rivisitazione di farmaci vecchi ma potenziati attraverso l'aggancio di molecole terapeutiche nuove, ha permesso di fare salti in termini di aspettativa di vita, di sopravvivenza di oltre il 30%. Grazie professore, veramente... non ho più tempo, la ringrazio veramente, la inviterò ancora, spero di averla ospite come il professor Toleva, penso siano discorsi veramente che interessano a casa, li fanno in pochi, noi li facciamo. Grazie, veramente grazie ai miei ospiti, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Tarcenta, in provincia di Rovigo, e ci sta aspettando Antonella con sua sorella Patrizia. Andiamo. Eccole qua, eccole. Ciao Patrizia. Ciao. Buongiorno. Ciao cara. Come stai? Stai bene? Bene, sono contenta. Ciao Antonella. Ciao cara. Ciao. Ben arrivata. Grazie cara. Allora venite qua vicino a me, tu vieni di qua. Ecco qua. In mezzo alla Mirella. Allora Antonella, cosa è successo? Tu mi hai richiamato dicendoti io sono disperata. Proprio disperata. Tu hai anche un grande problema, hai una sorella con grandi problemi e tu stai cercando di aiutare. Purtroppo è mancata la mamma ed è successo il patatrac. Non avendo più il sostegno della mamma con la sua pensione, tu non riesci a trovare lavoro ed è crollato il mondo. Tua sorella ha bisogno anche lei di aiuto, ma allora le amministrazioni come si comportano? Cioè, tu vai dei servizi sociali? Io ci vado. Niente Mirella, che mi devo arrangiare. Perché ti devi arrangiare? Perché mi devo far sulle maniche e trovare qualcosa da fare. Perché lei è tutta in parte dal comune, è associata a un'altra col comune. Cioè tua sorella è aiutata dal comune nei servizi sociali del comune? Ma non gli fanno niente. E cosa comporta questa assistenza che tua sorella Patrizia? Per fare la spesa, per andare in giro, per fare l'abbonamento della corriera, le cose più principali, insomma. Che problemi ha tua sorella Patrizia? Hanno l'oligofrenia. Sarebbe? Un disturbo della personalità? Sì, brava.
Andiamo a prendere la borsa della spesa, Patrizia, vieni con la Mirelluccia, vieni che prendiamo anche stamattina, brava la Patrizia. Allora apri Patrizia, bene, brava, prendi lo scatolone, ce la fai? Vediamo quanta forza hai. Ce la fai Patti? Oh là là, forte Patrizia, Ecco qua la spesa intanto. Permesso, eccoci qua, dall'Antonella e la Patrizia, con le bollette già in prima fila. Sono tanto emozionata. È un grande aiuto da voi, da Rete Veneta, tanto. Allora Antonella, adesso speriamo che vada in porto questo reddito di cittadinanza abbinato a un lavoro. Quanto importante è questo reddito di cittadinanza? Per me tanto, lo spero, al più presto. E spiegalo a quelle famiglie che dicono mamma prendete l'assegno, non fate niente, non va così. Invece sono importanti, perché io li guardo tutti i giorni, sono venuta, sono stata contenta di venire su. Brava. Ho fatto un bel viaggio. Bene. Ho voluto conoscerti. Bene, allora Antonella, chi non vuole capire cos'è che vuoi dire di questo aiuto, tanti dicono non si fa, questa è sussistenza, nel senso che loro dicono che noi diamo questo assegno che si verrà dato del reddito di cittadinanza, però bisogna trovare lavoro. Bisogna trovare. Però questo è abbinato a un lavoro, lo spieghiamo. Sì, lo so, perché sono in cerca io, sto tutti i giorni andando in cerca. C'è un amico mio che mi porta perché io sono a piedi, non ho la macchina, invece l'amico mio ha la macchina e quindi se troviamo qualcosa bene avvenga per me e anche per lui. Ma con tutta questa agricoltura che c'è qua, come mai non riesci a trovare niente? Qua non c'è niente, Mirella. Non vieni assunta? No. Adesso ho visto anche sul mio telefono, l'hanno detto anche per televisione, che c'è Badia, Lendinara, Fiesso, Rovigo, qua a Ficarolo, c'è un posto in campagna che anche proverò ad andare anche lì, anche se ho la schiena con i miei problemi, perché ho dei problemi anch'io. Cercano del lavoro. 300 persone in agricoltura a raccogliere frutta, mele, pere. Allora tu andrai a vedere e poi ci farai sapere cosa ti hanno detto, perché noi ci teniamo a queste cose. Sì, Bene. Mirella, allora assolutamente. Guardate la Patrizia che contenta che è tirar fuori la borsa della spesa. Ma quanto contenta sei, Patrizia? Tanto, perché sono venuta in viaggio e avevo voglia di vederti. Ecco. Di conoscerla soprattutto. Di conoscerla. Mirella. Allora, Antonella, tu hai detto che la pasta è buona. Buonissima. Perché l'Antonella, quando ha potuto, accompagnata sempre da una persona, è venuta a farsi la spesa al Banco Solidale. Ma capite bene che è lontanissima. Sì. E perciò oggi siamo venuti. E anche una spesetta, perché insomma oltretutto io non guardo la spesa, però la faccio volentieri, la faccio col cuore. Ecco, vedi. Perché oltretutto per Mirella questo è d'altro. Perché è un aiuto grandissimo con Rete Veneta, grandissimo. Allora questo è l'assegno della grande famiglia. Sono agitata. Sei agitata? Sì. E spero che ti aiuti, perché qui vediamo le bollette da pagare. Ecco, questa casa non è tua? Non è mia, è del latte, perché ci sono anche i bollettini del latte. Però vi fanno un po' respirare latte, oppure è pesante? È pesante, pressante, sì. Nel senso che Poi devi guardare anche agli occhi al cielo, guarda Mirella, che non è una casa salutabile. Non è una casa risanante. E questa gliel'ho detto un mucchio di volte, Mirella, anche al latte, sono andata a fare i solleciti tante volte, mi hanno detto che non ci sono soldi in comune per farlo, sono venuti anche a vedere quanto potrebbe costare il colore e tutto quanto per risanarla. E la Franca in comune mi ha sempre detto: Antonella, non ci sono soldi, per il momento è così, basta. Allora,
Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Sono contenta che sei venuto. Cara. E tu Antonella, cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Che è una grande famiglia per me, è un grande aiuto, un grande sollievo. E il tuo sindaco cosa vuoi dire? Il sindaco gli dico solo che anche lui mi dovrebbe dare una mano grande. Perché hai il problema? Soprattutto della Patrizia, che ho una sorella disabile. Ho una sorella disabile. Io non dico altro perché vi faccio vedere, vi faccio sentire più di così per far capire che situazioni ci sono in giro, cosa devo fare. Anche qualche amministratore dovrebbe un po' di più aiutare, secondo me, perché stiamo parlando di disabilità e questa la dice lunga. Ciao!